Benissimo. Chiederei ai nostri ospiti online di attivare audio e telecamera in modo che ci possiamo. Benissimo. Allora, grazie per ritrovarci così numerosi anche oggi a questo secondo appuntamento con i seminari di Rive. Io oggi passerò molto rapidamente la parola ai miei colleghi, però sono molto contenta di introdurre sia Gaston Garcia dell'Università della Plata, sia Ludovica Galeazzo dell'Università di Padova, che oggi ci faranno viaggiare molto lontano nel tempo e nello spazio, tra l'altro con due interventi piuttosto distanti tra loro e vediamo che tipo di intrecci magari si riuscirà a creare. Ringrazio poi particolarmente anche Gaston per lo sforzo linguistico che ha scelto di compiere regalandoci un intervento in italiano, ma dalla prossima volta in poi ci siamo detti ognuno parla la propria lingua e tanto ci si capisce benissimo e ci si sente sicuramente molto più a proprio agio. Quindi adesso io lascerei la parola a Manuela Bragagnolo che presenterà Gaston Garcia e poi alla mia collega Martina Frank che presenterà invece Ludovica Galeazzo. Grazie molte. Sì, grazie mille Valentina, mi sentite? Sì? Bene, grazie. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti anche da parte mia e grazie per la vostra partecipazione al seminario, a tutti quelli che ci hanno raggiunto in presenza e anche a quelli che ci hanno raggiunto e che ci seguono dall'etere. Io mi scuso per non essere lì in carne e ossa come vorrei e prometto che non capiterà mai più. Allora, io sono felicissima di presentare Gaston Garcia non soltanto perché è uno studioso straordinario, ma anche perché ormai da alcuni anni ci lega la partecipazione comune ad alcuni progetti di ricerca internazionali e interdisciplinari, un po' come il nostro seminario, e una collaborazione intellettuale e di amicizia molto bella, quindi presentarlo per me è una gioia. Gaston è professore di storia moderna presso l'Università Nazionale della Plata in Argentina e ricercatore presso il Centro de Estudios de Sociedades Precapitalista del CONICET e dell'Università della Plata. La sua è una traiettoria accademica internazionale, direi senza esagerare, intercontinentale. È stato borsista e visiting professor in numerose università europee, tra cui l'Università di Po in Francia, la Sapienza a Roma e l'Università di Siviglia. E per quanto riguarda i suoi interessi di ricerca, lui si occupa principalmente, ma non solo, di demonologia nella prima età moderna e l'oggetto prediletto tra i molti delle sue ricerche è l'opera del medico e demonologo Johann Weir e in particolare studia la genealogia di un discorso medico-demonologico nel XVI secolo tra medicalizzazione dei corpi e governo delle anime. Ma oggi ci parlerà di un altro eroe della demonologia della prima età moderna, Martin del Rio, e anticipo, senza livrare nulla, il titolo della comunicazione Spettri ed apparizioni nelle disquisizioni magiche di Martin del Rio, gli usi apologetici della letteratura eterologica nel contesto dei conflitti confessionali. Quindi ringrazio di nuovo tutti e ringrazio Gaston di aver accettato il nostro invito e ripasso la palla a Venezia. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie Manuela per le tue parole carissime. Desidero anzitutto ringraziare in modo particolare gli organizzatori per avermi dato la possibilità di partecipare a questo seminario e di poter condividere con voi la mia ricerca. Mi scuso in anticipo per la mia scarsa padronanza dell'italiano, motivo per cui leggerò la mia presentazione. Quando lo studioso Eugenio Battisti pubblicò la sua opera L'Antirinascimento nel 1962, già nella nota introduttiva evidenziava il problema cito, della stratificazione, o meglio dei vari livelli culturali del Cinquecento figurativo. Battisti individua una certa tensione tra una autoconsapevolezza della cultura classicheggiante e una autoconsapevolezza del gusto anticlassico.
Come sostiene Fernanda Migno, Battisti intende il Rinascimento come un periodo caratterizzato da due forze principali e da potenzialità opposte, una concezione che a suo avviso è strutturata secondo un ragionamento dialettico. Questa seconda componente del binomio che egli chiama antirinascimento, un concetto che gli permette di andare alla ricerca delle radici storiche del fantastico, delle dimensioni profane del Rinascimento, dei suoi margini, con l'obiettivo di comprenderne storicamente i significati e la sua funzione sociale. Egli parte anche dal riconoscimento di un limite metodologico nella sua ricerca, poiché, nelle sue parole, si tratta spesso, cito, di radici più indotte che documentate, già che una caratteristica dell'antirinascimento è la sua scarsa sistematicità teorica e trattatistica. È stato però possibile supplire a ciò con uno spoglio vastissimo di testi e testimonianze, così che la quantità controbilancia ormai la disorganicità. Fine della citazione. Questo avvertimento del torinese sul suo metodo è in qualche modo paradossale, poiché, come hanno sostenuto molti studiosi, se è vero che al momento della sua pubblicazione l'opera era un libro reattivo, poiché godeva di un potere controcorrente, in quanto proponeva l'incorporazione di una nuova griglia di temi, stabilendo al contempo una rottura con quello che possiamo definire il canone storiografico contemporaneo e in certa misura l'establishment accademico che lo legittimava, allo stesso tempo è quella stessa metodologia che viene osservata dal presente come un elemento di valore e che conserva buona parte della sua capacità analitica. Marigno ha sottolineato che la nozione stessa di antirinascimento suggerisce una certa idea di resistenza, motivo per cui Battisti avrebbe trovato in esso una, cito, una maggiore estensione ideologica, creando uno spazio che abbraccia una diversità di stili e ricerche quasi autonome, come la magia e la stregoneria. Fine della citazione. È vero però che queste dimensioni dell'antirinascimento sono scivolate dai margini al centro della ricerca attuale, tanto che lo stesso Battisti, nella seconda edizione della sua opera, nel 1989, scriveva con un certo tono di delusione. Cito, è come se il consumo di massa dei miei stessi interessi ne abbia cancellato il valore spesso necessariamente intimo, protesta. Fine di citazione. L'interesse dello studioso era rivolto alle dimensioni simboliche, profane, meravigliose, fantastiche e magiche del Rinascimento. Così la sua nozione di anti non era necessariamente apofatica, cioè non implicava una negazione tout court o una definizione per via negativa, ma piuttosto l'intenzione di recuperare quelle dimensioni che erano state cancellate in quello che aveva costituito il nucleo stesso della definizione di Rinascimento. In questo senso, per Umberto Eco, Battisti si rivela un esploratore dei margini, perché a suo avviso, cito, sui margini esercitava una curiosità che non era della domenica, perché la comprensione del marginale gli pareva rientrare a pieno titolo nello studio della cultura come tutto organico. Fine della citazione. Questi ampi tratti ci permettono di comprendere le linee guide del suo interesse a interpretare e comprendere attraverso una metodologia interdisciplinare la nascita della strega, poiché come Battisti ha giustamente sottolineato, storia e magia sono aspetti fondamentali dell'antirinascimento. In quegli stessi anni 60 gli studi storici sulla persecuzione della stregoneria nell'Europa della prima età moderna stavano subendo un processo di trasformazione teorica e metodologica che portò al dispiegamento di nuovi paradigmi, anche interdisciplinari, più strettamente legati all'antropologia e alla sociologia. In questo contesto, ciò che più colpisce è la chiarezza con cui lo studioso torinese individua nel fenomeno della stregoneria, cito, il punto forse più drammatico e anche più spettacolare dello scontro fra mondo colto e mondo popolare,
fra religione costituita e le istanze magico-tradizionali. Fine della citazione. Tuttavia vale la pena notare che, come egli stesso riconoscerà qualche decennio più tardi, il rapporto tra il culto e il popolare non si esprimeva solo nel suo aspetto conflittuale, ma consisteva piuttosto in un rapporto sempre mutevole. È vero che i contributi di Battisti sono stati pionieristici in relazione all'analisi storica, cercando di svelare i linguaggi simbolici legati alla stregoneria, soprattutto nel Cinquecento. Anzi, come ha sottolineato Attilio Agnoletto, le sue analisi sono state riconosciute per, cito, aver portato a galla il discorso stregonico, svelando aspetti rimasti velate, cito, per fosche e negative ombre, perché, come avvertiva lo studioso, se non si studia tutto questo, non si fa luce, rimarrà ancora un'Europa ignorata. Tuttavia, lo sviluppo di vari filoni storiografici negli ultimi decenni ci permette di qualificare alcune delle affermazioni più provocatori e suggestive di Battisti, così ad esempio quando sostiene che, cito, il processo di assorbimento da parte dell'arte colta di una tematica popolare è stato ovviamente assai meno schematico, meno razionale, anche meno facile di quanto a vederlo da lontano possa capire. Fine della citazione. Oggi probabilmente non useremo concetti come assorbimento, ma cercheremo piuttosto di rendere conto dei processi di interrelazione, circolazione, ricezione o adattamento di queste rappresentazioni che ci permetterebbero di mettere in discussione l'esistenza di due campi culturali opposti e nettamente differenziati, con logiche proprie distinte l'una dall'altra. Sorprendentemente, pochi anni dopo, nel 1965, Mikhail Bakhtin pubblicò in Russia l'opera di Rabelais e la cultura popolare, riso, carnavale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, tradotto con questo titolo in italiano solo nel 1979. E l'anno successivo, nel 1966, Carlo Ginzburg pubblicò la sua tesi I Benandanti, stregoneria e culture agrarie tra 500 e 600, lavori in cui viene mostrata la complessità di queste interrelazioni. Allo stesso modo, oggi non parleremo del fenomeno della stregoneria e del discorso demonologico come meno razionale e ancor meno come irrazionale. Per ragioni di economia di tempo non posso dilungarmi su questo aspetto in questa sede, ma basti ricordare i contributi di Stuart Clark, storico britannico che già negli anni '80 del secolo scorso postulava una svolta epistemologica negli studi storici che portava a concepire la razionalità del discorso demonologico all'interno del sistema linguistico e simbolico dell'Europa tardomedievale e della prima età moderna. Al di là delle sfumature che possiamo stabilire, possiamo comunque recuperare alcune linee interpretative di Eugenio Battisti che conservano una quota della sua forza ermeneutica che ci aiuta a comprendere e interpretare alcuni aspetti simbolici e linguistici della rappresentazione articolate attraverso la scienza dei demoni nel XVI e nel XVII secolo. La caccia alle streghe nell'Europa moderna è strettamente legata, secondo le sue parole, a una esplosione di furor mitopoietico. In effetti, il Sava delle streghe costituisce un grande complesso mitico dall'enorme potere simbolico che ha messo in moto un insieme di credenze pratiche. Battisti si concentra sull'immagine delle streghe e sottolinea che in essa la mitologia antica e le credenze popolari finiscono per associarsi e, in un certo senso, giustificarsi a vicenda, in singolare contrasto con il carattere demoniaco attribuito dai teologi a tali giochi. C'è dunque nella concezione di Battisti un'idea di rigida contrapposizione, che egli esprime talvolta in modo più impositivo, ad esempio quando sostiene a proposito della stregoneria che, cito, è proprio la coscienza che tale episodio sia la drammatica spia di una contrapposizione di atteggiamenti psicologici ancora non risolta
e peggio del generale schierarsi dell'intelligenza europea contro un'altra cultura, emergente, con maggiore pericolosità che i foletti del sottoterra e gli gnomi delle foreste. Fine della citazione. Ancora una volta vale la pena di qualificare la forza di questa affermazione relativa a un, cito, conflitto di culture nell'Europa rinascimentale, poiché più che una opposizione si tratta di una retroazione, di un complesso gioco di interrelazioni orali e testuali e di rappresentazioni discorsive e figurative che, come vedremo, la demonologia rinascimentale articola nel suo tessuto narrativo, affermando o minando la veridicità delle sue premesse a seconda del contesto e delle sue strategie retoriche e narrative. A partire da questa rivalutazione del profano, op- operata dallo scopritore delle facies notturna del Rinascimento, come l'ha definito Franco Cardini, mi propongo di riprendere alcune delle linee di analisi battistiane qui abbozzate per presentare e discutere in questa sede alcuni aspetti di una ricerca in corso relativa agli spettri e le apparizioni nella demonologia del crepuscolo del XVI secolo e dell'alba del XVII. Martín Antonio del Río pubblicò le sue Disquisitiones Magica e Libri Sex in 3 volumi ad Anversa tra il 1599 e il 1600, presso la tipografia di Gerard van Rivieren. Monumentale e influente sono gli aggettivi che la storiografia ha usato per identificare questo libro emblematico nella storia del discorso demonologico, che è stato talvolta definito un nuovo Maleus Maleficarum per Germana Ernst, per esempio. Nato da una ricca famiglia di mercanti nei Paesi Bassi meridionali, sotto il dominio asburgico, Martin seguì il percorso formativo presso importanti università come Parigi, Lovanio e Salamanca. Nel 1580 entrò nella Compagnia di Gesù nella città di Valladolid. Sebbene esistono studi limitati sulla sua opera, solo recentemente Ian Machelsen ha realizzato uno studio biografico che colloca le Disquisitiones Magicae nel contesto più completo della sua vasta produzione intellettuale e inoltre nel quadro dell'umanesimo rinascimentale e del cattolicesimo posttridentino. Quest'opera sarebbe quindi un'espressione di quella cultura del libro fondata più delle pratiche di scrittura per la posizione e la reputazione di studioso che su una base empirica, cioè sulla propria esperienza in relazione ai processi per stregoneria. Come nota Machelsen, Martín del Río, un vorace topo di biblioteca, cito, si sforzava di mappare un intero campo di conoscenze permesse e proibite, fine della citazione, in relazione alle arti magiche. Quest'opera fu ristampata più volte fino al XVIII secolo e la sua influenza si diffuse non solo in Europa, ma anche al di là dell'Atlantico. In effetti, la sua autorità dottrinali sulla stregoneria attraversò non solo l'Oceano Atlantico, ma anche i confini confessionali, essendo citata ad esempio dal ministro puritano Increase Mather nel suo Cases of Conscience Concerning Evil Spirits Personating Men del 1693, scritto nel fervore dei processi di Salem. Tuttavia, non è esattamente questo legame transatlantico che mi interessa esplorare qui, ma piuttosto quello che si verifica nella direzione inversa, ovvero la ricezione della letteratura eterologica da parte di Martín del Río e i modi in cui è stata articolata nella sua Disquisitiones Magicae. Il concetto di letteratura eterologica è stato utilizzato da Michel de Certeau per indicare l'insieme dei testi prodotti nel contesto di processi di colonizzazione ed evangelizzazione nel Nuovo Mondo. In realtà, le fonti di quest'opera sono molto varie e il gesuita ne ha addirittura aggiunte di nuove nelle relazioni successive. Alla conoscenza delle sacre scritture e del corpus patristico, il gesuita aggiunge una buona conoscenza della letteratura classica grecolatina,
dei giuristi e dei teologi medievali, delle geografie, nonché una varietà di opere contemporanee che ruotano intorno alla Scientia Daemonum, relazioni missionarie, letteratura di viaggio, cronache e storie tra altre fonti. In effetti, tra le opere a cui fa riferimento Del Rio troviamo una varietà molto ampia, come Storia do descobrimento e conquista de Indias de los Portugueses di Fernão López de Castañeda, Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del Gran Reino de la China, del frate Juan González de Mendoza, La Crónica del Perú di Pedro Ciesa de León, Le navigazioni di Alvis de Cadamosto, de Peruvia e regiones internovi orbis provincias Celeberrima Inguentione de Levinus Apollonius, Storia Indicarum de Giovanni Pietro Maffei, Storia General de las Indias di Francisco López de Gómara, Storia da Japan de Luis Froid, e così come altri autori menzionati più raramente come João de Barros, Agustín de Zárate, Pietro Martire d'Anghiera e Manuel da Costa. Questa diversità di testi è indicativa dell'ampia cosmografia d'oltremare che Martín del Río traccia nella sua opera, che comprende non solo le Indie occidentali, con un interesse particolare per l'area andina e alcuni riferimenti al Brasile, ma anche l'Africa e le Indie orientali, soprattutto India, Cina e Giappone. Pur non pretendendo di essere esaustivo, questo elenco è indicativo della sua abilità di lettore. Infatti, come ha sostenuto Machelsen, le disquisitiones sono, cito, il prodotto di una lettura onnivora, quasi cannibalistica, fine della citazione, che dimostrano l'abile gestione delle fonti da parte del gesuita, poiché, cito, la profondità della sua erudizione era sempre implicita nell'enorme numero di testi citati. Vale la pena sottolineare alcune questioni che emergono da una prima analisi. In primo luogo, una parte considerevole di queste fonti si trova nel libro secondo delle Disquisitiones Magicae, dedicato alla magia demoniaca. In secondo luogo, sono particolarmente degni di nota i riferimenti al cronista Pedro Ciesa de León, soprattutto a partire dall'edizione del 1600 nel libro sesto e successivamente incorporati in altri libri, e del gesuita Gaspar Spitili. In terzo luogo, tra le opere che consultò ci furono quelle dei missionari della Compagnia di Gesù a cui Del Rio stesso apparteneva, soprattutto le Literae Annuae. In particolare Gaspare Spitili entrò nell'ordine a Roma nel 1584, ricoprì il ruolo di archivista e segretario del generale della compagnia Claudio Acquaviva. Fu infatti Acquaviva a promuovere nel 1581 la compilazione e la pubblicazione in latino, e talvolta anche la traduzione in italiano, di queste relazioni annuali delle varie missioni. Spitili contribuì attivamente alla redazione, traduzione e pubblicazione di queste Literae Annuae verso la fine del XVI secolo, recuperando alcune di queste epistole inviate dalle missioni nelle Indie occidentali e orientali, soprattutto dal Perù e dal Giappone. Così l'appartenenza alla Compagnia di Gesù fornì a Martín del Rio un accesso privilegiato a, secondo le parole di Machelsen, la più grande rete epistolare che il mondo avesse mai visto. Se ci concentriamo per un momento sulla storia editoriale, diciamo la storia del libro stesso, possiamo persino osservare la velocità di circolazione dell'informazione all'interno delle reti tessute dalla Compagnia di Gesù, così come al di fuori di esse grazie alla tecnologia che la stampa metteva a loro disposizione. Il racconto su cui mi dilungherò di seguito proviene da una lettera annua del Perù del 1590. Spitili recuperò questa lettera del provinciale Juan de Atienza e la pubblicò insieme ad altre nel 1592 con il titolo Ragguaglio da alcune missioni delle Indie orientali e occidentali, nella bottega del tipografo Luigi Zanetti a Roma, che probabilmente era figlio di Francesco Zanetti, un tipografo veneziano, poi si stabilì a Roma.
L'anno successivo l'opera fu ristampata a Napoli con un titolo omonimo da Giovanni Giacomo Carlino e Antonio Pace. Nello stesso anno, il 1593, la stessa selezione di epistole fu pubblicata in latino ad Anversa con il titolo Brevis et Compendiosa Narratio Missionum Quarundam Orientis et Occidentis, nelle officine di Martin Nuitz II, che era lo stampatore del gesuita Geronimo Nadal, stretto collaboratore del fondatore della compagnia Ignacio de Loyola. In breve, l'opera è apparsa a Roma, Napoli e Anversa tra il 1592 e il 1593. Nel frattempo, sappiamo che le Disquisitiones Magicae di Martín del Rio sono nate dagli appunti che il gesuita aveva preso per una lezione sulla magia presso il collegio dei gesuiti di Lovagno, dove aveva soggiornato tra l'agosto 1596 e il giugno 1597. Come spiega Ian Machelsen, del Rio trascorse l'autunno del 1597 e la primavera del 1598 a Liegi, rielaborando quelle bozze con l'obiettivo di pubblicare in forma di libro. Inoltre, quasi contemporaneamente, il gesuita ebbe uno scambio epistolare con Justus Lipsius, in cui il filosofo neostoico suggerì il titolo dell'opera. Questo ci permette di intuire che a quel punto la stesura del libro era praticamente conclusa. Tuttavia, questa breve ricostruzione della genealogia di queste due opere non ci permette solo di avvicinarci al loro punto di contatto, cioè di comprendere l'orizzonte di possibilità che rese fattibile la ricezione e l'appropriazione delle litere annue, per esempio, in quella che è considerata la seconda opera demonologica più importante del mondo cattolico della prima modernità. Tra le due opere non passarono più di 5 anni. Questo dato relativo alla storia editoriale di entrambe le opere ci dà un'idea della velocità di circolazione delle notizie e del processo di diffusione, ricezione e appropriazione di una ricchezza di informazioni sulle missioni d'oltremare nell'Europa occidentale già verso la fine del XVI secolo, soprattutto se si tiene conto dell'abilità dei racconti fantastici e i mirabilia nel mercato librario. Poiché l'obiettivo cardinale delle Disquisitiones Magica era quello di combattere le superstizioni, non sorprende trovare nella loro narrativa alcuni casi tratti da queste etnografie spontanee, come l'ha chiamato Johann Paul Rubies, per rafforzare o esemplificare le loro posizioni e persino, come vedremo, come strumento non solo per mantenere un dibattito teologico su spettri e apparizioni, ma anche per combattere le posizioni teologiche e liturgiche di luterani e calvinisti dalle trincee del cattolicesimo militante. Tra i vari topoi della letteratura demonologica c'era l'interesse per gli spettri e le anime dei defunti che tornavano dall'aldilà e apparivano ai vivi. Questi racconti affondano le loro radici nell'antichità e si sviluppano nel Medioevo, mostrando in un certo senso la continuità delle relazioni tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Anche nel XVI secolo, la dimensione fantasmatica era parte integrante di questa complessa rete di legami. Tuttavia, non si trattava necessariamente di un legame armonioso. Come ha sostenuto Paolo Lombardi, gli spettri erano ben lontani dal mostrare un atteggiamento di distacco o di neutralità nei confronti dei vivi. Al contrario, cito, tutti mostravano un atteggiamento benevolo o più spesso violento e aggressivo. I morti persistevano a cercare i vivi, ne infestavano le case, ne predicavano il futuro. Non sembrava possibile separarsene del tutto. Fine della citazione. Tuttavia, ben presto emersero dubbi sulla natura ontologica di queste manifestazioni, incertezze che, verso la fine del Medioevo e per tutta la prima modernità, diedero origine ad ardenti controversie sul loro discernimento. Infatti, come ha sostenuto Catherine Edwards, cito, i fantasmi sono innatamente difficili da definire. Come i morti che ritornano o esistono nel mondo fisico, i fantasmi possono assumere molte e varie forme.
Fine della citazione. Nella tarda antichità i padri della Chiesa si erano confrontati con la appassionata credenza dei romani negli spiriti. L'avversione per i culti idolatri e le credenze superstiziose portò alcuni di loro, come Agostino di Pona, a capire che i fantasmi non erano altro che visioni spirituali, immagini vane dell'immaginazione umana. Al contrario, nel tardo Medioevo emerse una teologia dei fantasmi. In questo quadro i fantasmi erano concepiti come entità corporee percepibili dall'occhio umano e spesso si manifestavano nel mondo terreno per dare un ammonimento, esprimere la loro sete di vendetta o comunicare un messaggio, il cui contenuto poteva oscillare dalla morale alla dottrina. Secondo Edwards, gli spettri ratificavano i legami tra i due mondi della società cristiana, quello dei vivi e quello dei morti. I fantasmi, cito, evidenziavano il ruolo di Dio nello stabilire quei legami e quelle regole in base ai quali il cielo e la terra funzionavano. Fine della citazione. Racconti di fantasma e spettri circolavano spesso tra i settori popolari, riferendosi ad esempio a defunti che avevano subito una morte violenta o addirittura a coloro che avevano commesso il peccato del suicidio, ma queste storie davano anche luogo a intense discussioni da parte di studiosi che coltivavano la filosofia e la teologia. Un segno della crescente preoccupazione per il rapporto dei vivi con il mondo dei morti e l'interesse che la negromanzia suscitava negli ambienti clericali, così come i sospetti che talvolta si trasformavano in aperte condanne non solo dalle pratiche, ma anche delle credenze in quest'arte divinatoria. In effetti, la demonologia si è occupata in modo particolare di questo problema e si è nutrita di gran parte delle discussioni teologiche dei secoli tardomedievali su questi argomento spinoso. Tuttavia, le molteplici trasformazioni provocate dall'irruzione delle riforme religiose nel XVI secolo portarono anche cambiamenti che influirono sulle dottrine e sulle pratiche. In questo senso, la soteriologia cristiana fu coinvolta in un profondo dibattito che toccò direttamente la dottrina del purgatorio e di conseguenza chiamò in causa il problema delle apparizioni delle anime dei defunti, in particolare la loro natura e il loro destino. Secondo la dottrina che si era consolidata allo zenit del Medioevo, al momento della morte la grande maggioranza degli esseri umani non aveva compiuto meriti sufficienti per raggiungere la beatitudine, cioè la contemplazione divina in paradiso, ma non aveva nemmeno commesso peccati mortali o capitali che li avrebbero condotti direttamente all'Averno. Nacque così l'idea di un stadio intermedio in cui le anime dei defunti, macchiate da peccati veniali, non espiate durante la vita terrena, potevano rimanere temporaneamente e transitoriamente fino a quando non si fossero purificate. Allo stesso modo, le anime dei defunti potevano apparire davanti agli occhi dei vivi per chiedere o addirittura esigere il loro aiuto e la loro intercessione per accelerare la remissione delle loro colpe attraverso una serie di rimedi spirituali, come messe pro defunctis, preghiere, digiuni, pellegrinaggi, elemosine, indulgenze, tali altri. Questa terapia spirituale prevedeva regolarmente la partecipazione di agenti ecclesiastici. Ciò ha reso i racconti delle apparizioni oggetto di attacco da parte dei riformati, sia luterani che calvinisti, che, recuperando un topos anticlericale, vedevano queste pratiche e credenze come una forma di manipolazione dei fedeli da parte di un clero corrotto. Per i riformati il purgatorio non trovava sostegno dottrinale nelle sacre scritture e quindi ne negavano l'esistenza. Negavano anche l'efficacia di tali intercessioni, poiché secondo la loro dottrina della giustificazione i peccati vengono redenti solo dalla grazia di Dio e in virtù della sola fides, cioè dalla sola fede e senza l'intermediazione dell'istituzione ecclesiastica. Ancor meno se si tratta di una transazione monetaria o dell'intermediazione di un altro uomo. Per i protestanti le apparizioni o gli spettri erano illusioni o inganni, se non demoni, che in virtù dei loro poteri angelici potevano assumere forme diverse.
In questo contesto la Scientia Spectrorum ha acquisito maggiore importanza nella Repubblica delle Lettere. Se nella prima metà del Cinquecento erano poche le opere dedicate specificamente all'argomento, come il De Spectris et Apparitionibus Umbrarum pubblicato nel 1541 da Johannes Rivius, negli ultimi decenni dello stesso secolo la situazione sembra essersi invertita, soprattutto in aree di grande tensione per i conflitti confessionali come la Francia, la Svizzera e la Baviera. Uno dei trattati più importanti sugli spettri nel mondo protestante fu Von Gespensten, un'opera diffusa pubblicata nel 1569 dal pastore e teologo zurighese Ludwig Lavater. Allo stesso modo il purgatorio e le risposte cattoliche agli attacchi protestanti sono cresciuti in modo progressivo nella seconda metà del XVI secolo, dopo la sua ratifica da parte dei padri conciliari nella 25ª sessione del Concilio di Trento nel dicembre 1563 e la sua successiva incorporazione nel Catechismo romano, tanto che questo periodo è stato definito l'età d'oro degli scritti cattolici sul Purgatorio. In questa controffensiva il ruolo dei teologi della Compagnia di Gesù fu cardinale, poiché questi dibattiti coinvolsero figure importanti come Roberto Bellarmino e Francisco Suarez e altri dedicati al problema demonologico si concentrarono sulla spettrologia come il De Apparitionibus e il Loca in Festa di Petrus Tiraeus o le Disquisitiones Magicae dello stesso Martín del Río. Se l'opera di Del Rio è di per sé un lavoro voluminoso, la Quaestio 26 del volume secondo, divisa in 7 sezioni, è particolarmente estesa, perché in essa il gesuita si dedica a rispondere alla domanda: è possibile che le anime o gli spettri dei morti appaiono ai vivi per opera dei demoni? A questa segue un'altra quaestio dedicata all'apparizione dei demoni o spettri. I demoni ci presentano. Inoltre da questa segue la quaestio 28, in cui tratta del modo in cui i demoni, in quanto esteri incorporei, possono rendersi visibili agli occhi degli uomini e che, sebbene in modo collaterale, è strettamente legata alla Scientia Spectrorum. Del Rio parte da una premessa. Cito: le anime dei morti possono e talvolta appaiono ai vivi per la potenza o la virtù di Dio, cioè conforme alla verità della fede cattolica e ai precetti della vera e genuina filosofia. Fine della citazione. Coloro che si oppongono a questa verità non possono che essere atei, che negano l'immortalità dell'anima, filosofi troppo sensuali, che non ammettono che questi spettri possano essere percepiti dai sensi umani esterni, o addirittura mattaeologhi, una sorta di ciarlatani che secondo il gesuita, cito, non meritano di essere chiamati teologi. Quest'ultimi sono quegli eretici che, cito, nati con noi dal ventre della stessa madre, allattati dagli stessi seni, ma come falsi fratelli, creature viperose, attaccano i loro fratelli e la spada impia la conficcano nei fianchi della madre. Fine della citazione. Per Del Rio, dunque, le anime, una volta separate dal corpo, possono tornare perché ciò è conforme alla loro natura e permettendolo il Dio Onnipotente non incorre in alcuna contraddizione. Tuttavia, chiarisce, cito, l'anima, una volta spogliata del rivestimento del corpo, non può rimetterselo a suo piacere, così come non le è permesso divagare qua e là. Infatti, o è trattenuta nell'ergastolo delle sue terribili sofferenze, o obbedisce al dittatore supremo e universale che l'ha portata in questa colonia, ma il corpo non torna, ma al corpo non torna, perché la penetrazione dell'anima per dare forma e vita al suo corpo è condizionata da certe preparazioni naturali della materia alle quali poi segue quella strettissima unione. Fine della citazione.
Stabilito questo argomento, il gesuita riprende una distinzione tra apparizioni che proviene dalla teologia patristica. Secondo questa tradizione ci sono in primo luogo le apparizioni intellettuali, quando sostanze separate si insinuano direttamente da sole nella mente degli uomini, come nel caso di una visione beatifica. In secondo luogo, ci sono le apparizioni intellettuali o spirituali, in cui gli spiriti inducono forme nei sensi interni, soprattutto nella fantasia degli uomini, sia nel sonno che nella veglia, e lo fanno non per virtù propria, ma per il potere degli angeli o dei demoni. E infine, in terzo luogo, le apparizioni corporee appaiono solo nello stato di veglia e sono quelle che coinvolgono i sensi esterni. Quindi, gli spiriti assumono un corpo e lo usano per rendersi visibili. I corpi che questi spiriti assumono possono essere o cadaveri che, per volontà e impero di Dio, non animano, ma solo spostano. Questo era particolarmente possibile nel caso delle anime dei dannati, oppure attraverso l'intermediazione di angeli o demoni possono comporre un corpo da elementi come l'aria. Perché allora Dio permette il ritorno delle anime dei defunti? Per il gesuita ciò è possibile perché è conveniente e utile, dal momento che, cito, se qualcosa è utile per il bene di molti, se promuove l'onore di Dio, è bene che sia fatto ed è giusto che Dio lo permetta. E aggiunge, non mi è difficile dimostrare che tali visioni sono di grande utilità per noi e in qualche misura contribuiscono ad aumentare la grandezza estrinseca della gloria divina. Fine della citazione. È per lo stesso motivo che per Del Rio stabilisce un secondo forte argomento. Cito, i maghi non possono per opera dei demoni mostrarci le vere anime dei morti. Fine della citazione. Per difendere questi argomenti, il gesuita non solo procede ad un'esegesi di alcuni passi dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma alla maniera degli Annales ecclesiastici di Cesare Baronio e forse in satira dei Centuriatori di Magdeburgo o storici protestanti, raccoglie secolo per secolo dell'era cristiana storie e racconti di apparizioni, ma anche opinioni dei padri della Chiesa e di altri teologi, filosofi e studiosi medievali che gli permettono di mostrare la validità delle sue tesi. Il metodo che Del Rio impiega nella sua demonologia si basa, come suggerito da Machelsen, sulla forza dell'accumulo di prove storiche a sostegno di un'argomentazione e inoltre sulla costruzione di parallelismi tra fonti di natura diversa, una concezione che lo ha portato a produrre il suo tessuto narrativo attraverso, cito, atti di accumulazione ed eccezione, cioè in un insieme di pratiche editoriali. Inoltre, fine della citazione, inoltre, come ha notato questo storico, cito, la grande forza delle disquisitiones consisteva nell'utilizzare le prove testuali per integrare la stregoneria in una rete di attività demoniache che si stendeva su tutto il globo. Fine della citazione. Da questo punto di vista, già il preambolo del racconto che qui ci interessa, posto alla fine della sezione quinta, tra i racconti contemporanei al gesuita, è molto eloquente. Cito, aggiungerò un'altra storia di un'apparizione. Non so se fosse un demone o l'anima stessa in pena. In ogni caso, non ricordo di aver letto nulla di più memorabile. Fine della citazione. Da questo punto di vista, già il preambolo scusate, già nelle narrazioni del provinciale del Perù, Juan de Atienza, riportata dal gesuita Spitili, si nota un retorico ricorso all'iperbole per dare conto di questo evento mirabile e degno di indagine, così eccezionale che difficilmente se ne troverà un altro simile.
I fatti che si svolsero nelle missioni peruviane di Itatí, dove padre Samaniego era missionario, probabilmente si riferisce alla missione svolta da padre Samaniego, Diego Samaniego, a Itatí. Ma oltre al carattere eccezionale e pomposo del suo racconto, c'era il suo carattere sfortunato. Questo evento, secondo la lettera, era stato permesso da Dio, cito, affinché quei nuovi popoli imparino con quale sincerità e onestà si deve usare il sacramento della penitenza per loro così difficile. Fine della citazione. La storia ruota attorno a una ragazza indiana che era stata fatta prigioniera durante una guerra. La ragazza di circa 16 anni viveva nella casa di un principale del luogo e dopo il battesimo le era stato dato il nome di Catalina. Sembra che questa giovane abbia disatteso i precetti morali del cattolicesimo e che era zelante sulle pratiche sessuali ordinate e consentite solo nell'ambito del matrimonio. Ebbene, come racconta l'epistola, man mano che cresceva, diventava sempre più licenziosa e dissoluta, anche se spesso veniva punita dalla sua signora. Divenne così cattiva da frequentare segretamente uomini immorali. Non per questo fu privata della confessione, ma le sue labbra tacevano questi peccati per non essere considerata una meretrice o una donna di costumi immorali. Fine della citazione. Lo stato di corruzione della sua anima migrò nel corpo e il 1° agosto 1590 si ammalò. Vista la sua afflizione, fu convocato un sacerdote affinché potesse spiare la sua anima con la confessione. Ciò avvenne per 9 volte, ma Catalina rimase in silenzio in presenza del ministro della Chiesa. Raccontava invece alle altre ancelle le sue avventure. Scandalizzate, le compagne si recarono dalla loro signora, che non esitò a rimproverare Catalina e a consigliarle di confessare tutti i suoi peccati. A questo punto la giovane indiana le confessò che, cito, ogni volta che durante la malattia invocava il Padre per purificare la sua anima, con la confessione, le appariva alla sua sinistra una specie di etiope che le avvertiva di non confessarsi, perché quelli erano peccati molto leggeri e, se li avesse confessati, il Padre l'avrebbe considerata più dissoluta di quanto fosse. Dall'altra parte, alla sua destra, le appariva Santa Maria Maddalena, che la esortò a confessare tutto liberamente. Fine della citazione. La signora convocò nuovamente il sacerdote e gli riferì le parole di Catalina. Il sacerdote delle anime cercò in tutti i modi di convincerla a fare una confessione generale. Tuttavia, tutti i suoi sforzi furono vani. Più la esortava e più lei si ostinava. Non la commuoveva nemmeno l'immagine dell'anello di Dio che le aveva posto davanti agli occhi per meditare sulla crocifissione e sulla morte di Cristo per noi. Anche in questo caso, l'indiana tornò a cantare, cito, a cantare i suoi amori e le sue infamie. Fine della citazione. Una volta che la signora fu ritirata, e questo continuò per diversi giorni, nel frattempo la malattia della giovane non si era redenta e in un'occasione riuscì a esprimersi davanti alla signora e alle altre ancelle. Cito, ho un grande dolore e una grande angoscia per aver infranto la confessione. Improvvisamente il suo corpo si irrigidì. Pensarono che fosse morta e discussero su come seppellirla, ma improvvisamente tornò in sé e ancora una volta il sacerdote venne ad ascoltare la sua confessione, ma invano. Catalina rimase ferma nel suo vecchio modo di confessarsi. Quando stava per morire, le sue compagne le avevano portato una croce e una candela benedetta, invocando il nome di Gesù, ma Catalina non lo conosceva. Che Gesù è? Non lo conosco. Poi, cito, voltandosi verso l'altra estremità del letto e sedendosi, si sentiva parlare con qualcuno che però fuggiva dagli occhi dei presenti. Un'altra schiava che giaceva anche essa malata,
pregò con veemenza la signora di cambiare stanza perché diceva vedeva dietro di sé fantasmi neri che la spaventavano. Fine della citazione. La notte stessa in cui la giovane Catalina morì, un forte odore di repugnante e di marcio pervase la casa e il suo cadavere dovette essere vegliato all'aria aperta. La sua morte fu accompagnata da una serie di eventi che suscitarono stupore e paura. Un fratello della signora fu trascinato fuori dal letto per un braccio. Una serva ricevette un colpo che assomigliava a un calcio. Un cavallo mansueto passò la notte in preda alla frenesia, scalciando e scalciando mentre i cani eccitati abbaiavano incessantemente. Ma gli eventi non finirono dopo la sepoltura cristiana del suo corpo. Infatti, una delle ancelle, entrando nelle stanze dove Catalina giaceva, sentì che un contenitore nell'armadio le veniva lanciato contro, ma non vide nessuno. Gli abitanti del luogo osservarono in diversi punti che mattoni e tegole volavano con grande rumore per una distanza di 2 miglia. La maggior parte delle case, tuttavia, aveva il letto coperto di palme. Un'altra serva fu sollevata in aria sotto gli occhi di molti, ma nessuno fu in grado di vedere cosa o chi la stesse trascinando per i piedi. Questi fenomeni, lunghi dal diminuire, si intensificarono, così che il 7 ottobre, Chito, una serva che era andata nell'armadio per prendere un vestito, vide Catalina mettersi in punta di piedi per raggiungere un recipiente e mentre fuggiva terrorizzata lo lanciò contro il muro, riducendo in frantumi. Il giorno dopo, un crocifisso di carta era stato fissato alla parete del vestibolo, ma ecco che, alla vista di tutti, fu strappato tutto d'un fiato e stracciato in 3 pezzi. Fine della citazione. Come se non bastasse, quello stesso giorno, mentre la signora si trovava nel giardino di casa sua, un mattone cade sul suo piatto, spargendo il cibo che stava per mangiare. Ciò non impedì che il suo piccolo figlio di gridare nello stesso momento: Mamma, mamma, Catalina mi sta strozzando. Tuttavia bastò che alcune reliquie di santi fossero appese al collo perché il bambino si sentisse sollevato. Nonostante ciò, la signora decise di lasciare la casa e trasferirsi con la famiglia in un altro luogo. 3 giorni dopo, una delle domestiche, delle serve, si trattava nella dispensa e sentì la voce di Catalina che la chiamava per 3 volte. Gridò angosciata alle sue compagne che la esortarono a pregare Dio e a tornare sul posto con una candela benedetta. 2 di loro l'accompagnarono, ma la defunta Catalina le ordinò di mandarle via e di gettare via la candela che le dava fastidio. Una volta sola lo spettro si presentò, cito, Catalina emetteva fiamme di un fettore incredibile da ogni articolazione del corpo. Bruciava dalla testa ai piedi, portava una specie di venda di fuoco larga 8 o 10 dita che prendeva fino a terra. Sembrava una specie di punizione di dolore per le infamie e gli atti osceni commessi. Fine della citazione. La serva, spaventata da questa presenza spettrale, fu rianimata da un'altra apparizione. In questo caso un bellissimo ragazzo vestito di bianco scese nello stesso luogo, invitandola senza timore a prendere accuratamente nota di ciò che Catalina gli aveva detto, affinché lo diffondesse tra gli altri. Dopo che questa specie di angelo l'eve esortata a confessare tutti i suoi peccati, la serva udì la voce della defunta. Cito, saprete che sono condannata all'inferno e soggetta a pene molto severe, perché quando mi sono inginocchiata davanti al sacerdote per confessarmi, gli ho detto solo cose minime, come che ero indiscreta, loquace e incline all'ira e altre cose simili. Invece ho taciuto i miei atti osceni e i miei rapporti abituali con i giovani. Imparate dunque a confessarvi bene, senza tacere alcun crimine. Questo avvertimento vi do perché così mi è stato comandato e sono costretta a dire queste parole come esempio per gli altri. Fine della citazione.
Tutto questo era accaduto durante la notte, tanto che al suono dell'Angelus la defunta si ritirò e svanì. Così fece l'angelo che aveva tranquillizzato la serva a ricevere il messaggio della defunta Catalina. Questo per quanto riguarda il racconto tratto dal Florilegium del suo confratello gesuita padre Spitili. La storia, come spiega lo stesso Martín del Rio, non è solo la storia dell'apparizione di una donna defunta per comunicare un messaggio. All'interno di questa storia sfilano una serie di spettri o apparizioni. Vale la pena soffermarsi ancora su questo aspetto. Mentre era in vita, Catalina, in quanto peccatrice, era vittima, come minimo, di un'ossessione demoniaca, assediata da un angelo caduto che le appariva sotto forma di un etiope. A questa giovane indiana veniva impedito di confessare a un sacerdote tutte le turpitudini della sua carne. Oltre a questo demone, fu visitata da una santa, Maria Maddalena. Dopo la sua morte, cito, un'anima dannata si manifesta in un corpo assunto, credo, chiarisce Del Rio, non nel proprio, ma piuttosto in un altro d'aria, conformato a sua somiglianza. Fine della citazione. Ora, sulla base di questo ciclo demoniaco fantasmatico, Martín del Rio intraprese un'operazione di scrittura che gli permise di tracciare a partire di questa storia, sviluppatasi nei territori d'oltremare, una serie di riflessioni che si inquadravano direttamente nelle dispute dottrinali e liturgiche che le tre principali confessioni che presero forma dopo lo scisma religioso del XVI secolo. Come abbiamo già visto, i riformatori, soprattutto luterani e calvinisti, avevano assunto una posizione critica nei confronti delle apparizioni spettrali delle anime dei defunti, poiché a loro avviso si trattava di semplici illusioni o inganni, oppure di apparizioni orchestrate dai demoni per tentare gli uomini. La strategia argomentativa di Martín del Rio è duplice. Attacca la posizione degli eretici scismatici e allo stesso tempo fornisce gli elementi per esaltare i sacramenti e i sacramentali del cattolicesimo. L'ethos che permea la sua diatriba è tipico della Chiesa militante post-tridentina e allo stesso tempo fa apologia del ruolo della Compagnia di Gesù in questo processo. Cito: Qui gli atei non disposti a riflettere troveranno da ridere sulle pene dell'inferno e sull'immortalità dell'anima, e i calvinisti sulle candele benedette, sulle reliquie dei santi, sulla necessità della confessione auricolare e su tutto il resto. Che cosa possono dire? È un'invenzione dei gesuiti? Ma come? Se è una cosa che tutti da quelle parti potrebbero negare, se fosse inventata. Che non ci credono? Che vadano, sentano e vedano. Fine della citazione. Ciò che l'Ignaziano contesta qui è la natura della prova per dimostrare la possibilità che le anime dei defunti si manifestino nel regno terreno per comunicare messaggi moralizzanti e lanciare ammonimenti ai vivi sull'osservanza dei precetti della fede e delle pratiche liturgiche e sacramentali. L'osservanza di questi precetti e la partecipazione attiva alla vita liturgica della Chiesa erano fondamentali, poiché i sacramenti e i sacramentali amministrati dal ministero dei sacerdoti erano centrali nella gestione dell'economia della grazia divina, chiave del cammino di ogni cattolico verso la salvezza. Inoltre, è ben nota l'importanza della confessione per i gesuiti e lo sforzo che essi fecero per rendere il sacramento della penitenza una pratica più frequente. Infatti, già negli esercizi spirituali, Ignazio di Loyola promuoveva la confessione generale. Questa nozione è sufficientemente ambigua per riferirsi a una molteplicità di forme per le penitenza che la penitenza assumeva e che affondavano le loro radici nel tardo Medioevo. Tuttavia, per i padri della Compagnia di Gesù, la confessione generale si riferiva a una pratica devota che implicava la rigenerazione spirituale attraverso un esame di coscienza che comportava una storia dei peccati commessi nella propria vita. La confessione generale non era una pratica promossa solo tra i membri della compagnia, ma anche tra i laici per la sua azione spirituale e terapeutica che portava sotto la direzione spirituale una forma di conversione. Non è un caso, quindi, che il padre esorti Catalina a fare una piena confessione dei suoi peccati, senza nasconderne nessuno, per evitare che la sua anima venga divorata da Satana.
Allo stesso modo, contro l'argomentazione degli atei e dei calvinisti, che riducono questi racconti a mere invenzioni o a racconti delle donne anziane o vecchie, a sogni o fantasie, il gesuita si appella alla forza provatoria delle esperienze sensoriali, soprattutto della vista e dell'udito, ancora più potente a suo avviso quando sono collettive e soprattutto se coinvolgono l'innocenza del racconto di un bambino che per la sua età è incapace di ingannare. Il gesuita non manca di mettere in guardia i riformati sulle conseguenze delle loro ostinazioni nel difendere la falsità di queste apparizioni. Cito: temo che siano minacciati da una fine come quella di Catalina, poiché lodano e imitano il suo peccato quando si fanno ipocritamente beffe dei misteri della Santa Confessione e prendono per consiglio le pene dell'inferno. Fine della citazione. Del Rio continua a sostenere la possibilità dell'apparizione degli spettri nel mondo terreno e non esita ad appellarsi alla forza provante dell'autorità della tradizione della Chiesa Cattolica Romana, prova che, come sappiamo, in molti casi era stata screditata dalle correnti riformate. È in questo contesto che possiamo comprendere le parole de Del Rio quando li avverte che, cito, avete una nuvola di testimoni e una grandinata di casi con cui sradicare, schiacciare e calpestare le mallerve dei riformatori. Ve ne propongo solo uno. Giudicate voi stessi con attenzione se non sia più giusto e sicuro dare credito ai padri del primo e del secondo concilio di Nicea, ai dottori della Chiesa, greci e latini e ai molti altri teologi di grande peso, nonché ai storici di provata veridicità, in breve alla credenza comune di tutti questi 16 secoli, o piuttosto a pochi furanti di quest'ultimo secolo, e anche a quei pochissimi della Gricia di Sassone che impiccò i costumi o del marciato di Noyon. Fine della citazione. L'allusione a Martin Lutero e a Giovanni Calvino è certamente evidente. Se questi argomenti non fossero sufficienti, Martin del Rio non esita a fare un passo in più e a ricorrere alla squalifica ad hominem, che non è altro che un'altra espressione del clima di violenza politica e sacra che regnava in Europa in quei secoli. Questi sono, secondo il gesuita, cito, buffoni del nostro tempo, i chiacchieroni, i parassiti della Chiesa, che rifiutano e deridono delle apparizioni degli spiriti. D'altra parte, i santi, i padri ortodossi, i dottori di tutto il mondo, gli asiatici, gli africani, gli europei, riconoscono alcuni di loro e li rispettano. A chi credere? I centuriatori di Magdeburgo o i gracidatori del lago di Ginevra? Ci assicurano che non ci sono mai state vere visioni dei morti, ma i centuriatori della Chiesa militanti, colonna della verità, e gli araldi del Vangelo, che hanno succhiato la loro conoscenza del seno della sapienza eterna, sono tutti d'accordo e hanno messo per iscritto molte di queste visioni e le hanno considerate vere. Fine della citazione. A questo punto possiamo riprendere alcune delle idee che abbiamo cercato di delineare e collegare a partire dall'analisi dei testi sia nella loro materialità che nel loro contenuto. Uno studio concentrato e contestualizzato degli usi e delle forme di manipolazione dei testi da parte degli studiosi che hanno coltivato la demonologia nel Rinascimento ci permette di approfondire la conoscenza delle tecniche di produzione di questo sapere e dei modi in cui hanno costruito una narrazione che, nel caso di Del Rio, copriva una vasta gamma di generi letterari. In questo modo l'appropriazione di un testo prodotto in un contesto missionario d'altra sponda dell'Atlantico permette a questo gesuita di impegnarsi in una disputa teologica sull'apparizione delle anime dei morti, gli spettri, il purgatorio e la validità dei sacramenti nel quadro della soteriologia del cattolicesimo postridentino. Una discussione che indubbiamente condivide le preoccupazioni pastorali di Del Rio
in un'epoca segnata dalla violenza politica e sacra scatenata in parte dall'emergere e dall'intensificarsi dei conflitti confessionali e dalla forte crisi religiosa e epistemologica dell'Europa occidentale nella prima modernità. Per concludere, se mi è consentito, vorrei recuperare alcune parole dello stesso Battisti per farle mie, quando nel 1989 affermava, cito, spero vivamente che quanto ho scritto sia datato nel modo più letterale della parola, sia rapidamente transitorio, ma riesca fortemente valido come ipotesi, come provocazione, da discutere, da rifare. Grazie, grazie a tutte e a tutti. Grazie mille per questo veramente densissimo intervento, abbiamo imparato moltissimo e adesso passeremo a un tema diverso e con grande piacere che accogliamo Ludovica Galeazzo dell'Università di Padova, dove insegna storia dell'architettura. È veramente un grande piacere averla qui perché un po' è anche nostra, perché ha fatto il dottorato a Ca' Foscari, è una grandissima specialista di storia della città, in particolare per quel che riguarda anche l'applicazione di tecnologie digitali alla ricostruzione storica della città. Ha scritto moltissimo su questi argomenti, come peraltro il libro tratto proprio dalla tesi di dottorato sull'isola dei Gesuiti a Venezia, ma poi un'infinità di saggi che molti toccano temi veneziani, ma non tutti, cioè ha spaziato anche in altri contesti geografici e culturali. Ludovica ha avuto tantissimi finanziamenti di ricerca, ha lavorato in istituzioni molto prestigiosi, da anni collabora con il mega progetto lunghissimo di Visualizing Venice, per esempio, poi è stata a Itati, dove tuttora no, è associata di ricerca e non mi ricordo esattamente l'anno, ha vinto un progetto europeo che sarà anche il tema principale del suo intervento di oggi, che è dedicato alle isole minori della laguna di Venezia. Quindi ci possiamo un po' agganciare a quello che Gaston diceva, no, con la citazione da Umberto Eco sui margini, che sono proprio la questione, no, della non marginalità alla fine dei cosiddetti margini. Quindi, prego, passiamo la parola a Ludovico, ringraziandola ancora per la disponibilità. Vado indietro nelle slide. E faccio partire. Però no. Parlo da qui? Sì. Sono io che ringrazio moltissimo voi per questo invito, insomma, per essere venuti sia da casa che qui in presenza ad ascoltarmi. Devo dire che è abbastanza difficile parlare dopo un intervento, insomma, così denso, così corposo. È anche difficile perché devo essere onesta, quando mi è arrivato questo graditissimo invito, sono rimasta un po' sconcertata rispetto anche un po' al mio campo di studi, se davvero fosse opportuno venire a presentarvi un intervento. Poi ci ho riflettuto anche un po' sulla base dell'invito stesso, che chiedeva, in qualche modo incoraggiava allo sconfinamento disciplinare, ma anche metodologico, ma anche a cercare delle aree inesplorate. E rileggendo lo stesso Battisti, insomma, in questi ultimi mesi,
ho deciso di accettare con l'idea di portarvi all'attenzione un luogo che effettivamente risulta oggi, purtroppo non allora, particolarmente lontano da quella immagine che Battisti chiamava metafisica della città, artificiosa, in qualche modo immaginata in un immaginario collettivo, e che invece ha un sottobosco di altre componenti che spesso non vengono messe in luce proprio perché ci sono diciamo, delle logiche di ordinamento e di razionalità che in qualche modo ne diminuiscono il portato. Quello che vi vorrei proporre, e qui funziona il video, una piccola così anche un po' per stemperare, ormai è l'ora tarda. Il viaggio in cui vi voglio portare è quello di allontanarci, di sconfinare, appunto, scusate, da quello che è il ventre di Venezia, quello che Ennio Concina avrebbe chiamato l'umbilicus urbis, per arrivare invece in questo territorio d'acqua che circonda la città dove ci troviamo oggi, un territorio fatto di reti canalizie, di acqua, ma anche di piccoli lembi di terra. Sono oltre 60. Oggi la maggior parte, insomma, che si conoscono sono pochissimi, Murano, Burano, Torcello, ma appunto sono più di 60 le isole che compongono quello che io amo definire l'arcipelago domestico della città, per differenziarlo da quello ovviamente nel Mediterraneo, che soffrono moltissimo, hanno sofferto da un punto di vista storiografico di un veneziocentrismo che in qualche modo, nella storiografia almeno degli ultimi secoli, ha completamente offuscato quello che è stato il loro ruolo predominante di supporto alla capitale. Come citava Martina Frank, io in questo momento sto lavorando a un progetto di ricerca europeo che si chiama Venice's Nissology, ovvero la nissologia veneziana. Sapete che per i progetti di ricerca europei bisogna un po' lanciare uno slogan per riuscire ad avere, insomma, colpire nel segno, portare a casa i finanziamenti. La frase un po' forte che io ho cercato di proporre è quella: noi non dovremmo parlare di Venezia, noi dovremmo parlare di arcipelago di Venezia, perché effettivamente stiamo tagliando fuori, o meglio, la storiografia negli ultimi secoli ha completamente tagliato fuori quella che era la periferia d'acqua di una città che senza questo territorio particellare probabilmente non sarebbe riuscita a sostenersi e a diventare la città che tutti oggi noi conosciamo. In realtà questo pensare arcipelagico, pensare un unico territorio fatto appunto di particelle non solo del centro storico, diciamo, le 120 insule che creano Venezia stessa, ma anche questa collana di piccole terre che abbracciano letteralmente Venezia. Beh, questo era un concetto assolutamente chiaro in età moderna. E vi ho riportato qui una citazione che io trovo sempre bellissima, di quello che è stato probabilmente l'ingegnere idraulico più illuminato della Repubblica di Venezia, proto della magistratura dei savi esecutori alle acque, che dice fondamentalmente che staria mal l'uomo quando avesse il capo suo con la bocca sola e non ha né occhi né orecchie. La bocca di Venezia è il suo porto, gli occhi sono il porto di Sant'Erasmo e quello di Malamocco. Le orecchie sono il porto di Chioggia e di Tre Porti, tutti sentimenti che si aggiuntano l'uno con l'altro. Fondamentalmente a dire che guardare la città di Venezia senza la sua laguna sarebbe guardare un uomo senza occhi e senza orecchi. A voler lanciare quindi l'idea che la laguna e Venezia stessa siano un ambiente organico formato da un lato da un ecosistema naturale, dall'altro dall'azione umana, ma ancor più forse dall'ambizione umana, che è riuscita in questi territori così peculiari a creare poi a strutturare una città vera e propria di tipo particellare. Per cui il viaggio un po' che vi voglio proporre oggi è quello di sconfinare da quest'idea un po' di una città monolitica, di una capitale monolitica che ha governato sul Mar Mediterraneo, per guardare invece a un centro policentrico che appunto si è gestito attraverso una serie di relazioni umane, di prassi sociali, di prassi edilizie
e di processi in maniera sempre più sistematizzata a partire dalla prima età moderna. Cioè qui Michele Agazzi, io dico sempre, mi occupo di laguna dall'età moderna, ma non dimentichiamoci che ovviamente questi sono processi che hanno un passato ben più lontano. La mia idea è che comunque si sistematizzino anche a livello amministrativo di realizzazione, per esempio, di magistrature che prendono il controllo del territorio d'acqua in maniera molto più consapevole. E quindi questo solo per giustificare che anche questa narrazione oggi verterà sull'età moderna, ma ovviamente senza dimenticare tutto quello che è stato insomma, l'età medievale per queste terre, anzi sono state il momento della realizzazione e costruzione fisica di queste terre. Purtroppo il legame che appunto tiene stretta la capitale, o che teneva stretta la capitale con le sue isole, oggi è pressoché scomparso. Già queste immagini che vi ho portato mostrano abbastanza chiaramente quanto l'arcipelago stia vivendo una doppia periferizzazione, nel senso che da un lato c'è l'effettivo distacco, l'abbandono di queste terre da un punto di vista fisico. Come vedete, gran parte di esse sono in stato di abbandono, sono state fortemente demolite, ma anche propriamente concettuale. Abbiamo perso totalmente l'idea di un sistema integrato a supporto della città. Vi mostro alcune altre immagini. La storia di queste isole fondamentalmente è comune, nel senso che gran parte di esse erano complessi monastici o conventuali o di congregazioni. Con le soppressioni napoleoniche dopo la caduta della Repubblica e poi la conseguente militarizzazione, gran parte di queste isole appunto sono state pressoché rase al suolo, trasformate molto spesso anche nei loro connotati fisici. Molte di queste isole sono state ampliate, trasformate in ottagoni, quindi è difficile non solo riconoscere gli edifici, riconoscerne addirittura la forma. Hanno resistito con un uso militare fino alla Seconda Guerra Mondiale per poi essere abbandonate, e ora ci troviamo di fronte a un doppio problema, quello dell'abbandono da un lato e dall'altro invece quello della vendita, e quindi di una nuova rifunzionalizzazione che può essere ovviamente molto positiva, ma che da altri punti di vista, senza un controllo accurato, ovviamente può diventare molto complessa. Anche qui, solo perché è un'isola di cui parleremo, vi mostro le immagini da drone dell'isola di San Giorgio in Alga. Non solo la mia isola preferita personalmente, ma anche una delle isole probabilmente più importanti, proprio perché qui nasce per la prima volta una congregazione prima secolare e poi regolare, che si diffonderà all'interno di tutta la penisola e anche oltre i confini della penisola, e che purtroppo, come vedete, in questo momento giace in uno stato di non solo completo abbandono, ma anche quelle poche fabbriche che vedete, adesso è ripartito, sono delle fabbriche della metà del 400, che sono completamente lasciate in questo stato di abbandono. Siamo riusciti a fare con il progetto un rilievo accurato, adesso si spera che insomma possa esserci una qualche attenzione maggiore, è di proprietà del Patriarcato di Venezia, quindi forse la cosa non sarà proprio semplice. In ogni caso, arrivo, anche perché i tempi sono brevi, arrivo un po' a raccontarvi come invece questa idea di un pensare archipelagico fosse veramente sentito in età moderna. E vorrei iniziare da una piccola carrellata di immagini che in qualche modo raccontano questo territorio. E se è vero che ogni città ha un proprio ritratto urbano, un'immagine che in qualche modo la codifica, che caratterizza il suo DNA, beh, penso che questa miniatura che state vedendo sia probabilmente il primo ritratto urbano della laguna. Si tratta della Tavola di Venezia, tratta dalla cosmografia di Tolomeo, che è stata ridisegnata da Hugh de Cominel per Alfonso II, quello che poi sarà il re di Napoli, nel 1470. È sicuramente un'immagine che va letta nel impalcato di letterature encomiastiche, di un elogio dello spirito mitico di un abitato che, anche se qui rappresentato in forme molto semplici, sembra nascere dalle sue stesse acque, la metaforizzazione di un bacino
che di fatto rende la città invulnerabile perché sono le sue stesse mura protettive. C'è ancora un disegno totalmente monosemico, vedete sono rappresentate queste isole sempre come un pio esercito di chiese che in qualche modo vanno a protezione della città. Ma una lettura più attenta vi mostrerà che c'è un nuovo cifrario figurativo che in qualche modo mostra una maturata attenzione anche a quelli che sono i caratteri urbani e socio-economici della città. Sulla parte a destra vedete rappresentata una cavana, ovvero un riparo per le imbarcazioni, in qualche modo a riferirsi alle isole anche come luogo di accoglienza per marinai, per viaggiatori, per viandanti, ovviamente durante i lunghi percorsi in lungo e largo sulla laguna. Dal lato opposto invece è rappresentato un mulino, che invece vuole evocare l'idea di isole utilizzate anche per l'approvvigionamento alimentare e quindi per la sussistenza cittadina. Ma quest'idea di una nuova lettura, se vogliamo, della condizione urbana di Venezia e della laguna si legge ancora più patente in quella che è la cosiddetta pittura del paesare, dove finalmente la laguna appare in una serie di funzioni che in qualche modo ad essa sono legate. Innanzitutto si guarda al contesto naturale, alle attività che in qualche modo sono qui direttamente connesse, ovviamente questo celeberrimo dipinto di Carpaccio, inutile che ci spenda anche altre parole, ma anche a veicolare in qualche modo un messaggio politico. Alle spalle del Doge Loredan, sempre in una tela di Carpaccio, vedete quello che è il complesso pre-palladiano dell'isola di San Giorgio Maggiore, a suggellare quel rapporto strettissimo che c'era tra il complesso benedettino e il Doge, nato ancora proprio nel momento della fondazione del complesso da parte del Doge Tribuno Memo, ma che poi continuava anche, per esempio, con l'andata annuale del Doge in occasione di Santo Stefano. Ma anche delle piccole, in questo caso veramente piccolissima, tela che è conservata al Met, di ritratto di una monaca che anche insomma, recentemente Rossella Lauber ha attribuito, insomma, si sostiene che la monaca rappresentata sia Daria Querini, la vedova di Antonio, di Elvise, scusate, Contarini, che sicuramente alla morte del marito si era rifugiata presso l'isola di San Secondo, che è quella piccola isola che vedete vicino al ponte, oggi insomma completamente coperta dalla vegetazione. Quindi un'immagine in questo caso vuole rappresentare e trasferire l'idea delle funzioni complementari di queste isole, anche di un rifugio spirituale e di mediazione anche per il patriziato veneziano. Una delle tele che forse preferisco è questa della crocifissione, attribuita a Girolamo e Francesco da Santa Croce, che oggi si trova all'interno della sala capitolare della Scuola Grande di San Marco, ma che un tempo era conservata all'interno del refettorio proprio di San Giorgio in Alga, l'isola che abbiamo visto prima. E l'isola di San Giorgio in Alga è perfettamente rappresentata all'interno però di un paesaggio che potremmo definire prealpino, lacustre. Tutti i caratteri delle fabbriche appunto dell'isola alla metà del Cinquecento sono perfettamente illustrati, si riconoscono la chiesa ancora appunto di inizio 400, il campanile cuspidato, il refettorio, la zona delle varie parti del complesso, e sulla sinistra vedete anche una cavana animata da una gran quantità di personaggi, in qualche modo a ricordare quell'andirivieni continuo di grandi personalità, non solo dei canonici stessi, ma di illustri ospiti che spesso giungeva in quest'isola. L'isola che vi dicevo era particolarmente importante da un punto di vista politico, non solo religioso, anche perché fondata proprio da dei patrizi veneziani di altissimo rango, tra cui Antonio Corraro, Girolamo Aleandro, ma soprattutto che vide come primo diciamo, segretario generale Ludovico Barbo. E qui si formò anche Gabriele Condulmer, il futuro Papa Eugenio IV. L'idea di questa naturalità di inserire
un ambiente lagunare in un ambiente prealpino, a me piace leggerla personalmente, non da storica dell'arte, per cui sento di invadere un campo non mio, come un cambiamento anche nel modo di concepire il proteiforme territorio veneziano. Tra la capitale stessa e il territorio della terraferma si frappone, in questo caso visivamente, ma concettualmente, questa membrana che è la laguna e che effettivamente fa da tramite, è un tessuto connettivo importante. Quindi mi sembra un modo anche per ribadire un legame che forse si stava stringendo ancora di più in questo periodo. E similmente una tela che insomma mi è capitato di studiare molto molto recentemente, che si trova appunto alla National Gallery di Londra, Madonna con Bambino, con i santi Cristoforo e Giovanni e il Doge Mocenigo, che credetemi sulla fiducia, perché adesso questo è l'ingrandimento, raffigura alle spalle appunto della scena religiosa un'isola di cui io sono sicura, direi al 100%, essere l'isola del Lazzaretto Vecchio. È una tela che ha una storia molto particolare, perché la tela viene realizzata probabilmente insomma alla metà del 400 su commissione del doge Giovanni Mocenigo, che avete visto inginocchiato davanti appunto alla Madonna con Bambino, per in qualche modo celebrare la sfuggita della città da una serie di epidemie di pesti che si erano riversate sulla città in quegli anni. In realtà il paesaggio che rappresenta da un punto di vista architettonico dell'isola del Lazzaretto Vecchio è successivo di almeno 100 anni. Credo quindi che sia stata una tela ritoccata, almeno nella parte del paesaggio, un centinaio di anni dopo, in una data molto particolare, nel 1575, quando scoppia un'altra grande, terribile ondata di peste, ed è Doge in quel momento Alvise Mocenigo, un parente effettivamente del doge, del doge Giovanni. La data, cosa fa capire che parliamo insomma, di strutture modificate, quindi strutture cinquecentesche, la presenza, forse lo riuscite a intravedere con quella copertura a tronco piramidale di un torresino da polvere, di cui vi parlerò tra poco, che viene effettivamente realizzato nel 1565. Manca il secondo torresino che è presente nell'isola, era presente perlomeno, che viene realizzato nel 1604. Quindi questo è l'ante e il postquem per datare almeno questa parte di ritocco. Ma al di là delle questioni appunto di attribuzione di possibili modifiche di questa tela, anche in questo caso, secondo me, diventa chiaro il ruolo ormai assunto dall'arcipelago lagunare anche all'interno della pittura come compartecipe della storia sociale della città. E questo diventa, l'idea di una città diffusa diventa ancora più potente attraverso un nuovo genere letterario che inizia già nel 1420 in Toscana, per la verità, ma che poi avrà una fortissima eco a Venezia, una grandissima fortuna, che è quello appunto degli isolari. Come vi dicevo, nasce con Cristoforo Buondelmonti in Toscana, a Firenze, con il Liber Insularum Archipelagi, ma a partire da Bartolomeo degli Sonetti e poi da Benedetto Bordone, che vedete qui rappresentato, Firenze in qualche modo passa il testimone a Venezia, dove insomma, la più grande produzione di isolari si avrà appunto all'interno della città. Anche in questo caso, come nella miniatura di Hugues de Cominel che abbiamo visto, siamo ancora di fronte a una rappresentazione piuttosto simbolica della città, questo lago ovale dalle acque molto placide e calme, insomma ben diverse da quello che era la realtà dei fatti, soprattutto nel Cinquecento, quando la laguna stava fortemente soffrendo di problemi idraulici, di eustatismo marino, del problema di dirottare fiumi oltre la laguna per evitare gli insabbiamenti, quindi è sicuramente un messaggio ideologico in qualche modo. Però anche in questo caso si vede un'attenzione a dei caratteri urbani molto precisi nel dislocamento, per esempio, delle isole
in maniera corretta, nella presenza, vediamo se riesco a far andare il mouse, sì, non solo anche della nomenclatura e della toponomastica dell'isola, ma la presenza dei due castelli, la presenza delle palificate lungo il lido, a indicare anche un'acqua nemica in qualche modo, quindi anche dei piccoli aspetti, diciamo, al di là della retorica di questa immagine. Se ci spostiamo poi alla descrizione che segue questa tavola, si vede un aspetto vero e proprio geoantropologico in qualche modo, perché tutte le isole vengono descritte anche nei loro caratteri architettonici, nella qualità dell'aria, nelle attività che vi vengono svolte, nella rigogliosità dei giardini e così via. È veramente un'opera di sintesi che va a toccare per la prima volta tutti quei caratteri di peculiarità che avevano questi ambienti che in qualche modo li legavano appunto alla città di Venezia. Passo velocissimamente a un altro isolario, quello di Tommaso Porcacchi, che viene edito, pubblicato nel 1572, ma dopo verrà riedito più e più volte, solo per farvi notare una cosa, ed è il motivo per cui vi ho portato anche le tavole successive. Il fatto che tutte le isole di cui lui si occupa sono sempre raggruppate, la titolazione di queste pagine è descrizioni delle isole di Malta, descrizioni delle isole dell'Islanda. Solo nel caso del mare Egeo parla di arcipelago. C'è un unico caso in cui lui non usa né le parole isole né la parola arcipelago. È quello di Venezia, dice descrizione della città di Venezia. Ancora una volta, secondo me, a mettere estremamente in chiaro che Venezia è fatta da tante parti, ma di fatto è l'unità di queste parti che rende un unico sistema abitativo. E questo, come dicevo, questo palinsesto viene costruito nel tempo, sicuramente appunto già dal periodo medievale, ma diventa estremamente potente, soprattutto in età moderna, dove abbiamo anche, come vi preannunciavo, una amministrazione e giurisdizione sempre più controllata e sistematica da parte di alcune magistrature. Siamo negli anni in cui vengono istituite nuove magistrature come i savi esecutoriali acque, i provveditori alle fortezze, che comunque avevano il controllo anche dei forti e delle varie strutture militari che vengono costruite lungo le bocche di porto, ma così come la riorganizzazione di altre magistrature, pensate ai procuratori, i provveditori alla sanità, a cui vengono aggiunti poi due provveditori e così via. E quali erano effettivamente gli elementi di supporto di queste isole al contesto cittadino? Innanzitutto le isole sono state il luogo di prima accoglienza di una quantità di ordini monastici, conventuali, di congregazioni davvero incredibile. Io lo chiamo un caleidoscopio ecclesiastico perché davvero, grazie al favore governativo, ma anche al concorso di elite patrizie, qui si sono venute a installare nel tempo pressoché tutti gli ordini cristiani, dai benedettini in primis, anzi i primi effettivamente ad abitare la laguna, ma i camaldolesi, i certosini, i domenicani, i vari canonici secolari, i cistercensi e così via. Davvero si tratta di ambienti particolarmente floridi e vitali da un punto di vista culturale, ma che hanno anche fattivamente avuto un ruolo di pieno inserimento all'interno della vita sociale e produttiva della città. Qui vi faccio un po' una carrellata solo per raccontarvi un po' dei temi su cui comunque anche la mia ricerca si sta occupando. Intanto quello alimentare. La città di Venezia, dai viaggiatori sempre raccontata e descritta come la più abbondante citade, questo è quello che si legge in gran parte, se pensate a Pietro Casola, viaggiatore milanese, o ai grandi, o anche ai pellegrini che partono a Venezia prima del loro viaggio in Terra Santa, c'è sempre questa idea di una città in cui si può trovare tutto. Bene, tutto tranne effettivamente territori agricoli a disposizione, quindi le isole come sono davvero state le prime braccia lunghe
per avere territori agricoli a disposizione prima di poter avere ovviamente un controllo maggiore sulla terraferma. E questo comportava che sia in isole di piccolissima dimensione, come abbiamo visto prima, sempre l'isola di San Secondo, sia in isole di estensione maggiore come ormai la perduta Certosa, ci fossero sempre presenti delle zone destinate a orti, a broli, a vigneti che venivano aperti anche alla cittadinanza, venivano permesse anche negli ambienti di più stretta clausura, come poteva essere un complesso cittadino, la possibilità di avere dei luoghi dove ovviamente se ne occupavano i fittavoli, dove avere appunto la produzione e poi il trasporto delle materie prime direttamente alla città. Non solo questioni alimentari, ma anche delle attività vere che potremmo chiamare proto-industriali. Quello che vi mostro, per esempio, è un acquimolo, ovvero una forse delle invenzioni più incredibili che si sviluppa a Venezia nel tentativo di una resilienza vera e propria della città ad un territorio, per così dire, non ordinario. Erano dei mulini ad acqua che sfruttavano l'alta e la bassa marea. Si trovavano nell'area a nord di Murano, dietro il complesso di Santa Maria degli Anzoli, erano di fatto delle grandi recinzioni in cui si aspettava la marea in fase entrante, si chiudevano poi gli argini, si aspettava la marea calante, a quel punto il dislivello era tale per permettere l'apertura degli argini e quindi avere forza idrica sufficiente per far andare, in questo caso le vedete rappresentate qui, 4 ruote che dovevano appunto produrre la farina, insomma macinare le granaglie. E spesso di proprietà di ordini monastici, come in questo caso, ma anche date in subaffitto al patriziato, tanto che, forse non lo leggete, io sicuramente da qui no, comunque c'è scritto appunto famiglia Morosini. Ma poi anche attività a sostegno della città stessa, per cui immaginate tutte quelle attrezzature e servizi che non era possibile mantenere all'interno della città, dalle cavane stesse fino ai casali daziari, alle foresterie, ai torresini da polvere che vedremo tra poco, quindi tutte anche quelle attività pericolose. Non per nulla la produzione del vetro già nel 1225 viene spostata a Murano proprio per cercare di allontanare dalla città tutto quello che potesse essere nocivo. Luoghi anche per il trasporto dei fanghi, altra grande problematica per la città, l'accumulo di fanghi provenienti dall'escavazione della laguna, che ovviamente doveva essere continuamente manutenuta per evitare che ci fosse un impaludamento totale, da qualche parte dovevano essere trasportati. In questo caso le isole crescono fisicamente anche grazie a questo deposito di fanghi. Per noi storici urbani e dell'architettura, anche questi eidotipi o comunque disegni molto rapidi sono importantissimi perché ci danno spesso delle fotografie, chiamiamolo così, dello stato di trasformazione di questi ambienti nel tempo. Questa per esempio è l'isola di Poveglia, che oggi ha ben altro aspetto. Ma poi anche i luoghi della difesa. Se davvero Venezia si fregiava di essere una città priva di mura perché le sue stesse acque costituivano la sua barriera impenetrabile, comunque nel corso dei secoli la città dotò soprattutto le tre bocche di porto di una serie di fortificazioni e di opere difensive che in qualche modo a controllare gli accessi diretti dal mare. Ma poi la salute pubblica. Venezia è stata la prima città, se la gioca in questo momento, insomma alcuni studi parlano insomma, dell'area dalmata come primo luogo dove è stato inventato il vero e proprio dispositivo del lazzaretto, ma al di là dei primati che interessano poco, già nel 1423 la Repubblica decide di istituire e di convertire un'isola monastica, il Lazzaretto Vecchio, che era l'antica isola di Santa Maria di Nazareth, in una struttura permanente per trattare la peste, ovvero tutti coloro che erano già stati affetti dalla peste. Qualche
decina d'anni dopo, nel 1468, trasforma una seconda isola, il Lazzaretto Nuovo, invece per coloro che non avevano ancora presentato i sintomi della peste, ma che avrebbero potuto presentarli da lì a poco e quindi dovevano fare il periodo della quarantena, così come per la disinfezione delle merci. Qui vi ho portato, ma le passo velocemente, le due immagini di come si strutturassero anche a livello architettonico. Ma quello che mi interessa sottolinearvi è che al di là di queste due isole permanentemente istituite per queste funzioni, la laguna mostra tutta la sua flessibilità e dinamicità proprio di fronte alle grandi occasioni della peste, soprattutto quella del 1575 e poi nel 1630, perché un'altra serie di isole che vedete rappresentate qui con tempi e dispositivi velocissimi, parliamo anche di 3 giorni, vengono completamente le comunità stabilite, vengono allontanate, vengono utilizzate appunto come addizioni temporanee queste isole, vengono chiamati per esempio i proti all'Arsenal a costruire tutta una serie di baracche, insomma di edifici di supporto, a dimostrare una flessibilità ma anche una capacità di gestione della Repubblica di un territorio effettivamente come se fosse una scacchiera. È incredibile come la movimentazione di queste diverse comunità passi anche poi da un'isola all'altra, in un vero e proprio gioco di scacchi, mi verrebbe da dire. Ma poi le isole anche utilizzate, le isole o meglio la laguna in generale, utilizzata anche per sfruttare questa geografia incredibile territoriale e magnificare all'occhio del mondo quello che era un ambiente unico, per cui tutta una serie di riti, di cerimonie, di festività, di processioni d'acqua, di parate, regate e così via, che avevano diciamo, l'obiettivo in qualche modo di stupire non solo i cittadini, ma soprattutto anche i tanti forestieri. E proprio per i forestieri le isole della laguna avevano un carattere ancor più diverso, perché davvero qui si vede la strategia cosmopolita della città che all'interno di alcune isole, a secondo della nazionalità di alcuni appunto ambasciatori o alti dignitari, aveva deciso che il processo di cosiddetto accreditamento dovesse passare prima di lasciare entrare ufficialmente l'ospite a Venezia, dovesse passare attraverso la laguna in una sorta di rituale ben orchestrato e organizzato per poi finire in una di queste isole, per cui l'isola di San Secondo era destinata appunto ai diplomatici imperiali, San Clemente agli ambasciatori levantini, le Grazie per le casate di Mantova e Gonzaga, e Santo Spirito, la più importante, per dignitari francesi, spagnoli, nunzi apostolici e poi a partire dal 1606 anche per la corona inglese. E quindi questo, lo dico sempre con un po' di sorriso, fa capire come se avessimo chiesto al reale francese nel Cinquecento dove si trovasse l'isola di Santo Spirito l'avrebbe saputo con esattezza, se lo chiedessimo a un veneziano oggi penso che sbarrerebbe totalmente gli occhi. Ma al di là di questo, quello a cui voglio arrivare, dopo avervi fatto un po' questa carrellata, è come tutte queste attività, tutte queste azioni e relazioni all'interno delle isole abbiano comportato anche a livello architettonico, si siano riflesse a livello architettonico in una necessità di reimpostare gli spazi sia delle comunità religiose stesse, sia degli ambienti esterni, creando una serie di strutture che potessero garantire da un lato la multifunzionalità degli insediamenti, dall'altra però una riservatezza sia visiva sia in alcuni casi proprio claustrale all'interno di questi insediamenti. In qualche modo la fortuna che abbiamo come storici dell'architettura è di avere dei casi che sono facilmente comparabili. Parliamo di isole che bene o male
hanno le stesse dimensioni, che hanno avuto una serie di comunità religiose di ordini diversi, ma che sono quindi facilmente comparabili anche per cercare di capire fino a quale punto si siano rispettate le soluzioni architettoniche dettate dagli ordini stessi, quanto invece la geografia così particolare di questi territori abbia imposto alle comunità dei cambiamenti anche piuttosto consistenti, anche dovuti a un'imposizione, in questo caso non tanto di una parrocchia o della curia, ma di un'imposizione statale di strutture di supporto alla città. E quello che ci raccontano anche queste tavole paratestuali di un altro isolario realizzato molto più tardi, questo è frate e cosmografo Vincenzo Maria Coronelli, è di un'architettura comunque molto raccolta, di edifici bassi, massicci, che usano prevalentemente il laterizio, caratterizzati anche spesso da poche aperture, soprattutto nei lati più esposti. Tutte le isole si concentrano i loro edifici nella parte più vicina ai canali, ovviamente nella parte più facilmente accessibile. Sapete che anche oggi è particolarmente difficile raggiungere alcune di queste isole perché la battimetria è davvero molto bassa, quindi arrivarci con le imbarcazioni è piuttosto complesso. Vedete, sono sempre protette da muri di cinta, che da un lato sono una protezione ovviamente dalle acque, dall'altro sono anche un modo per delimitare una giurisdizione, segnata sempre anche da una croce che vedete qui piantata proprio nell'accesso, nel punto d'accesso della riva, e di un campo che si pone sempre tra, diciamo, l'entrata principale e la chiesa, con la possibilità quindi di accedere anche dall'esterno direttamente al luogo liturgico. Ma quello che caratterizza di più, al di là di questi caratteri comuni, le architetture lagunari, intanto sono i concetti di polivalenza e polifunzionalità. Questi territori così esigui, in cui appunto in pochi metri quadri o centinaia di metri quadri si dovevano espletare tutte le funzioni religiose, fa sì che spesso si debbano usare degli ambienti polivalenti, quindi utilizzati per diverse funzioni. In particolare due sono gli ambienti che per dimensioni, ma anche per carattere di rappresentanza, spesso svolgono più funzioni: i refettori monastici, che spesso vengono utilizzati anche come sale del capitolo, come avveniva per esempio a San Giorgio Maggiore, per l'accoglienza di ospiti illustri, a Santa Maria delle Grazie, per stanze delle udienze, a Santo Spirito, ma anche la biblioteca, altro grande ambiente, veniva spesso utilizzata anche come sala capitolare o in alcuni casi, come a San Secondo, anche per professori o per i novizi. Ma la polifunzionalità tocca tanti ambienti, non solo quelli, diciamo, più strettamente legati al culto teologico, ma anche ambienti, per così dire, funzionali. Uno tra tutti sono appunto le cavane d'acqua, cavane che servivano per le comunità per poter accedere quindi all'isola e poter riparare le proprie imbarcazioni, ma che per volontà statale spesso vengono trasformate in altro, in particolare in caselli daziari, in avamposti militari, o come quello che vedete qui di San Giorgio in Alga, anche viene chiamata la cavana degli ufficiali perché qui c'erano postazioni per il controllo del contrabbando, quindi c'è un'imposizione statale di utilizzare luoghi di giurisdizione invece delle comunità religiose. Questo è presente veramente per gran parte dei casi. Diciamo, un caso molto particolare è quello di nuovo dell'isola di San Secondo, la seconda cavana, scusate il gioco di parole, che è questa qui. C'era una prima cavana ad uso pubblico perché qui sopra era installata la foresteria, una seconda cavana recentemente abbiamo trovato questi bellissimi disegni, probabilmente di Tommaso Temanza. L'architetto Temanza è colui che si occupa della costruzione nel 1753 di questa cavana che, come vi dicevo, aveva una funzione doppia, non solo di luogo di riparo delle imbarcazioni, ma il primo piano, o meglio sia, primo piano nobile, diciamo, questo grande ambiente era la biblioteca
della congregazione. Congregazione erano domenicani osservanti. Nel 1660 avevano ottenuto dal generale dell'ordine Giambattista De Marinis l'istituzione nella nuova congregazione osservante del Beato Jacopo Salomoni, e pochi anni dopo, nel 1665, qui era stato portato, quindi pensate, in un'isoletta per quanto vicina a Venezia, lo studio generale della congregazione. Qui si trovava quindi la scuola di teologia, dove i novizi dovevano completare il loro percorso. I primi 3 anni di filosofia venivano fatti a Cividale, gli ultimi 5 anni di teologia venivano invece fatti all'interno del convento domenicano di San Secondo. E questo fa sì che siano arrivate una quantità di donazioni anche di libri piuttosto cospicui, tanto da non poter utilizzare evidentemente altri spazi e cogliere l'occasione, circa un secolo dopo, però se ne discute molto di questo progetto, di realizzare appunto questa biblioteca proprio sopra la Cavana, un ambiente sicuramente non particolarmente comodo da un punto di vista di umidità e risalita capillare per dei libri, però evidentemente queste erano le disponibilità in quel momento. Ma anche edifici particolari come i campanili, che avevano anche la funzione di fari, per volontà del Consiglio dei 10, viene richiesto a tutte le comunità isolane in caso di maltempo, in caso di forti nebbie, di suonare continuamente le campane, che dovevano avere un suono diverso, nonché il fatto che tutti i campanili avessero a livello anche architettonico delle forme molto diverse per essere riconoscibili. Ma poi gli spazi pubblici, come vi dicevo, ogni isola aveva per obbligo, insomma, doveva avere al proprio interno anche degli spazi ad Ortivo e a Brolo da aprire alle comunità cittadine. Questo comportava, da un punto di vista architettonico, come vedete qui, la necessità di trovare un secondo accesso che non andasse a collidere con le attività invece dei religiosi. E quindi ci sono una quantità di carteggi infiniti, non solo relativi alle affittanze, ma alle liti continue che avvenivano tra questi luoghi. Anche attività produttive, velocissimamente vi mostro questo disegno, è un progetto in realtà, non sarà realizzato esattamente in queste forme, ma qui siamo a Santa Croce alla Giudecca, quindi un'isola che insomma è fortemente assimilabile a Venezia, ma dove si avvia già dalla metà del 400 un'attività di allevamento intensivo di galline per avere un'attività dolciaria all'interno del monastero benedettino, di monache benedettine. Quello che vedete rappresentato qui è un progetto di schema per quello che le monache volevano realizzare all'interno del complesso, una serie di ambienti proprio per l'allevamento intensivo, dalla corte di galline che vedete qui, al portico dove dovevano dar loro da mangiare, il ponero, qui c'è scritto albergo da galline, il luogo dove devono far le ove. È un disegno meraviglioso che racconta non solo una vera e propria attività industriale ante litteram, se vogliamo, addirittura le sale poi superiori c'è lo spulegador per togliere e lavare le piume, per invece utilizzarle per i cuscini, perché ovviamente non si deve buttare via niente, ma che dimostra anche una grandissima capacità di insomma, non ovviamente dettata dalle religiose, ma da chi ha sviluppato il progetto, di un'attenzione anche alle canalizzazioni, all'allontanamento delle acque spurie, che vengono nelle glosse, vengono addirittura insomma segnati questi gatoli, queste canalette che devono, a modo delle strade di Venezia, riuscire a trasportare le acque spurie appunto in laguna, fino ovviamente agli ambienti ultimo, che è l'ambiente dei forni, con una serie di caldare per fare appunto la produzione dolciaria. Ma poi in questi ambienti polivalenti che in qualche modo si inseriscono all'interno delle relazioni tra le comunità religiose e gli esterni, ci sono fortissime, quindi questa necessità di ripensare gli spazi,
un tema importantissimo è quello appunto delle foresterie, degli ambienti frequentatissimi che abbisognavano sempre di spazi sempre maggiori anche proprio per l'intensità con cui la laguna viene navigata, spesso messe in prossimità ovviamente dell'approdo, nei luoghi più semplici da raggiungere, ma soprattutto nei luoghi più distanti dalle comunità religiose. Nel caso della Certosa vengono inserite in quello che era il chiostro dei conversi, lo vedete in queste due ali che erano tra l'altro delle ali di questo grande doppio loggiato che costituiva il chiostro dei conversi, tra l'altro particolarmente vicino alla Cavana, per cui per permettere un accesso anche diretto. Abbiamo degli inventari incredibili che per ogni singola stanza ci raccontano di ambienti particolarmente ammobiliati, con opere d'arte all'interno, quindi una grande attenzione anche agli ospiti che, come vi dicevo, in molti casi potevano essere internazionali. Sicuramente l'isola che più aveva a cuore, insomma, in attenzione gli ambienti delle foresterie, e lo dico al plurale perché qui ne avevamo due, era l'isola di Santo Spirito che, come vi ho detto, doveva accogliere diverse comunità straniere. Abbiamo la fortuna di avere un inventario dettagliatissimo di Baldassarre e Longhena subito dopo la soppressione appunto della congregazione di Santo Spirito. Siamo in congregazione soppressa 1656, l'inventario del 61, purtroppo fa riferimento ad un disegno che si spera che un giorno salti fuori, ma al momento non è stato possibile rintracciare, in cui vengono non solo descritte con grande attenzione le due foresterie, quindi una foresteria maschile con 7 stanze riccamente addobbate con queste nappe, cioè i camini alla francese con pietra di Verona, i livelli in pietra, e quella invece femminile che si trovava all'ingresso della chiesa, ma fanno anche capire la necessità di stratificare da parte della congregazione i percorsi all'interno di questi, dell'ambiente appunto del complesso, perché la foresteria maschile si trovava esattamente accanto al dormitorio e attraverso un lungo corridoio doveva accedere direttamente all'interno della chiesa, nella parte superiore del barco, per dare appunto accesso a questi dignitari che all'interno della chiesa sviluppavano, cioè vi avveniva il rito formale dell'accreditamento, e quindi anche una necessità di gestire in così poco spazio una serie di percorsi rituali. Giusto per farvi capire, anche in questo caso siamo di fronte a insomma, una situazione abbastanza desolante. La chiesa ancora sussiste, uno dei pochissimi edifici, ma è stata di fatto lasciata una scatola vuota, poi parzialmente ricostruita, insomma, la struttura sommitale. Quello che però identifica, secondo me, il valore civico assunto anche da questi manufatti, che davvero rappresentavano un po' dei templi civici per la Repubblica, il fatto che nel momento del trasporto, per esempio, delle bellissime tele di Tiziano da Santo Spirito, siano giunte alla Basilica della Salute anche delle formelle. Qui mi giro verso Martina perché se ne è occupata anche lei lungamente, della parte di pavimentazione. Non si capisce ancora bene se dal refettorio, come indicato, diciamo, come volontà, o se addirittura dalla chiesa, che poi sono state inserite davanti ai pilastri della rotonda, una sorta di passaggio di testimone, se vogliamo, da un tempio civico ad un altro. Ma, a parte questo, le isole sono anche il luogo della sperimentazione architettonica. Sono abbastanza lontane insomma, tanto da affrancarsi da quelli che sono i vincoli costruttivi fortissimi del centro storico, ma abbastanza vicine da sentire comunque quello che è la friggere culturale di questo momento. Un caso particolare di sperimentazione architettonica che poi ha avuto una grandissima eco a Venezia, è sicuramente un'altra, purtroppo, architettura completamente perduta, ovvero quella di Sant'Andrea della Certosa, che sicuramente ha
così il doppio vantaggio di poter vedere quanto quest'isola abbia seguito, abbia l'aderenza, diciamo, alle consuetudini certosine. Vedete l'impianto del chiostro maggiore, del chiostro minore, del chiostro dei conversi, insomma, replica, insomma, quantomeno è molto vicino a quello della Certosa di Pavia, ma rispetto ad attività degli spazi liturgici, qui viene apportata una novità che, come dicevo, avrà poi una grande fortuna in città. Nel momento della realizzazione, della ricostruzione intorno agli anni 90 del 400 della chiesa certosina, i certosini arrivano nel 1422, si decide di adottare per risolvere un problema della presenza di numerose famiglie che, al di là dei limiti della clausura, imposti dalla clausura, volevano avere una serie di cappelle e altari e sepolture all'interno della chiesa, poiché avevano il giusto patronato all'interno della chiesa, si decide di utilizzare una soluzione di forte influenza bizantina, e che chiaramente strizza l'occhio a quella che è l'organismo e la planimetria di San Marco, ma impiantato su un livello su una pianta longitudinale, che è quella di un doppio sistema di quincunx, lo vedete, di due cellule aquiconce che si allineano per determinare due diversi ambienti: il coro dei conversi, nella parte ovviamente d'accesso, dove dovevano collocarsi prevalentemente le cappelle, le sepolture e gli altari di queste famiglie, e il vero e proprio coro invece dei certosini, che tra l'altro è una versione leggermente contratta del primo organismo, e che si innestava poi, su cui si innestava il presbiterio, che è triabsidato, che aveva anche una parte leggermente sopraelevata. Ultimamente, insomma, il nome che si adduce è quello di Pietro Lombardo. Per lungo tempo invece si era congetturato che fosse un'opera di Codussi. Conosciamo molto poco della sua costruzione. Quello che sappiamo è che sicuramente è stato l'incipit di una serie di altri interventi di lì a poco successivi, a partire dalla costruzione di un'altra opera perduta, San Nicolò di Castello, opera di Giorgio Spavento, dove però qui abbiamo un impianto centrico, così come a San Giovanni Grisostomo, in questo caso sì, opera di Codussi, ma ancora di più vediamo un richiamo molto forte invece con la planimetria sviluppata e poi anche in elevato, sviluppata a San Salvador da Giorgio Spavento e poi portata a termine da Tullio Lombardo, dove vediamo anche poi l'inserimento della sintassi vitruviana per svolgere in qualche modo, con questa sovrapposizione di ordine maggiore e minore all'interno delle cellule che si formano nella parte delle cupole più piccole, vediamo una progressione dall'influenza, diciamo, neobizantina verso anche un linguaggio ormai decisamente votato all'antica. Ma quest'idea in qualche modo varca le soglie anche di Venezia e diciamo, dell'ambito veneziano, per arrivare molto probabilmente con il veicolo dei Certosini anche alla Certosa del Galluzzo circa un secolo più tardi. Il nartece di ingresso alla chiesa della Certosa del Galluzzo presenta esattamente la medesima soluzione. Non sappiamo, se non da Sabellico, quale fosse l'ordine utilizzato all'interno della Certosa di Sant'Andrea. Sembrerebbe essere corinzio, ma queste ovviamente sono solo supposizioni. Anche all'interno quanto tempo ha? Pochissimo, vado velocissima. Anche all'interno degli ambienti residenziali a volte abbiamo delle innovazioni architettoniche. In questo caso siamo tornati a San Giorgio in Alga, che, come vi dicevo, nasce come ordine secolare, di canonici secolari, quindi non soggetti a una regola monastica, e che quindi avevano da un lato sì l'aspirazione alla vita cinobitica e comunitaria, ma dall'altro comunque anche all'orazione personale. Tanto che qui
negli stessi momenti in cui si ragiona per i benedettini della congregazione De Unitate a una riformulazione di quello che sono i grandi corpi dei dormitori, anche per San Giorgio in Alca abbiamo intorno appunto agli anni 20 la costruzione di 2 lunghe maniche di dormitori, quella che vi ho appena segnato era appunto nel lato più orientale e poteva contenere fino a un centinaio di canonici, e una seconda manica, anche in questo caso con doppia fila di celle e un corridoio passante, che originava oltretutto un ambiente qui davanti che era quello, la zona del capitolo e della famosa biblioteca, anche qui donata, che era cresciuta fortissimamente perché donata dal cardinale Antonio Correrre e poi dello stesso pontefice Eugenio IV e poi dal cardinale Girolamo Leandro nel 1542. E qui vi ho riportato insomma brevemente anche le descrizioni di cui disponiamo. Quindi fabbriche di dormitori con celle singole che in qualche modo diventano il prototipo anche per altre, per tutte quelle che saranno le case sussidiarie nella terraferma. Qui vi faccio vedere invece il refettorio che conteneva la famosa tela dei Santa Croce che abbiamo visto prima. E qui velocemente, per fare a tutti un po' di male, le condizioni di quello che rimane del capitolo. E questo è quello che rimane del refettorio, giusto per, ecco, insomma, farci un po' di male. Per dire che comunque questo modello che nasce anche a livello architettonico, non solo come istituzione dell'ordine a San Giorgio in Alca, viene anche esportato per esempio in una delle prime case sussidiarie, che è questa di San Giacomo a Monselice. Lo stesso per la chiesa, navata ad aula unica con un barco appunto a separare la zona religiosa da quella laica, dove pochi giorni fa tra l'altro abbiamo trovato questo documento interessantissimo, una commissaria di Marino Contarini data 1416, sono appena arrivati di fatto i canonici secolari a San Giorgio in Alga, e lui chiede di cambiare il suo testamento, di non farsi più seppellire ai frari, di non lasciare più ai frari e a una serie di altri conventi i suoi beni, ma di portarli tutti a San Giorgio in Alga e di farsi appunto seppellire proprio di fronte al coro quando i frati e il porà, nel senso che probabilmente era ancora in costruzione. E questo è quello che rimane della chiesa, un peduccio della finestra destra. E, probabilmente dovevamo essere di fronte a una situazione similare. Questa è la chiesa di San Rocco a Vicenza, che appunto fa sempre parte dell'ordine. Chiudo velocissimamente con questo per mostrarvi come la sperimentazione architettonica non coinvolse solo diciamo le fabbriche religiose, ma anche l'organizzazione di strutture militari molto particolari come questa dei Torresini da Polvere. Nel 1565 lascio forse su questa, il Consiglio dei 10 decide di dare incarico ai provveditori e alle artiglierie di realizzare un modello per costruire dei caselli da polvere, ovvero delle strutture che dovessero contenere la polvere al di fuori della città, perché fino a quel momento l'unico luogo dove potevano essere conservate era l'arsenale. Chiedono che venga fatto questo intervento quanto prima e secondo le idee che verranno presentate dai magistrati. Le attività sono piuttosto celeri. Già pochi mesi dopo viene presentato al Consiglio dei 10 un modello ligneo, che purtroppo è andato perduto, sconsegnate anche una serie di misurazioni che deve essere approvato. Viene approvato da lì a pochi giorni e vengono eretti questi primi 3 torresini. Diciamo che il quanto prima è stato piuttosto intelligente, perché pochi anni dopo, negli anni 70, scoppia il grande incendio dell'Arsenale, per cui gran parte delle polveri per fortuna erano già state allontanate. Questo dà avvio però alla costruzione di tutta un'altra serie di torresini. Arriviamo a contarne 10, 2 nel Lazzaretto Vecchio, 2 nel Lazzaretto Nuovo e in altre tante isole, San Clemente, Santo Spirito, Certosa e così via. Quindi anche, ripeto, ancora in Certosa, un luogo claustrale, pensate a Landi Rivieni anche di
soldati e appunto personale che doveva recarsi in questi luoghi. Oggi ne abbiamo, sopravvivono solo i 2 del Lazzaretto Nuovo, che vedete rappresentati qui, e alcune porzioni di altre appunto caselli, che però ci hanno permesso, come gruppo di ricerca, di riuscire a capire se davvero l'esistenza di questo modello sia stato utilizzato e quanto siano le caratteristiche comuni di questi edifici. Come vedete sono tutti di pianta quadrangolare, in mattoni rivestiti di pietra d'Istria, hanno una parte sotto al al toro basamentale leggermente a scarpa, poi si sviluppano fino a una certa altezza dove abbiamo un altro toro, da cui doveva partire, forse l'avete vista in queste immagini, una copertura a tronco piramidale, anch'essa in pietra, poi rivestita all'interno con una cupola rivestita di cupola in mattoni rivestita di conglomerato, e la copertura doveva essere ricoperta da lastre di piombo per facilitare anche diciamo, il fluire dell'acqua, in modo che contenendo delle polveri non fossero particolarmente umide. Ho sbagliato, volevo andare indietro. Come vedete le polveriere, le uniche 2 polveriere esistenti, sono però state fortemente rimaneggiate nelle coperture nell'Ottocento. Il lavoro che abbiamo fatto anche con insomma, il mio team di ricerca è stato innanzitutto cercare di ricostruire per quelle esistenti quale potesse essere l'altezza, la dimensione, le proporzioni di questa copertura. L'abbiamo fatto con 2 polveriere che sussistono ancora a Bergamo e che hanno, vedete, un'inclinazione di 52 gradi. Abbiamo provato a applicare questa stessa dimensione appunto, ai rilievi che abbiamo fatto di queste polveriere e poi raffrontate con le numerose vedute, quelle più, diciamo, accurate da un punto di vista di costruzione prospettica, e sono tornate molto bene, quindi questo. Abbiamo poi continuato utilizzando tutta una serie di documenti storici, sia in planimetria sia per quanto riguardava gli elevati, a ricostruire anche quelle di cui rimane molto poco. La Certosa è una ancora esistente, ma in questo caso vedete che per San Secondo, San Giorgio in Alga e Santo Spirito non rimane pressoché niente, ma la documentazione ci dava la possibilità comunque di sapere almeno, e parlo soprattutto dei catasti, almeno il dimensionamento in pianta. Quindi, grazie a questa comparazione tra i modelli che appunto sono stati realizzati a partire dalle fonti, è emerso che effettivamente sì, esiste una modularità, sono di fatto 2 versioni differenti. Le prime polveriere si attestano tutte tra i 7,70 m e gli 8 metri, quindi con uno scarto di 30 centimetri. Quelle maggiori, che sono 3, vanno dai 12 metri agli 11 metri di lato, per cui c'è sicuramente un modello in questo senso, che viene replicato in tutto il Mediterraneo, ma anche nella terraferma. Quello che manca, e vi faccio vedere, chiudo veramente con questo, è che per difendere maggiormente, visto il territorio così particolare lagunare e quindi così particolarmente unico, solo le polveriere lagunari, e queste sono 2 polveriere del Lazzaretto Nuovo, contengono una parte ipogea che serviva anche alla ventilazione e all'areazione. Qui siamo noi che ci caliamo dentro delle botole, e il mio giudizio, così per chiudere con una risata, è: fate sempre ben riferimento di non essere i più magri quando andate con un gruppo di ricerca, perché sennò sono i più magri che vanno dentro alla botola di 90 centimetri ricoperta d'acqua e piena di topi. Detto questo, come funziona il sistema? Era un sistema effettivamente molto avanzato, c'era, forse si capisce meglio in questa sezione, una volta appunto in un ambiente ipogeo che variava per un torresino 90 centimetri, per l'altro 1,10 m, sopra che serviva semplicemente per allontanare dal terreno. Una invece intercapedine, ho perso il mouse, di circa 25-35 centimetri, con delle piccole finestre che vedete qui sotto la parte del toro, che servivano per la ventilazione vera e propria. Abbiamo provato anche a fare con questa ricostruzione una serie di test di fluidodinamica, ed effettivamente si innesca una ventilazione interna. Tutto questo per farvi capire
che perché avevo altri slide, ma cerco di arrivare veramente alla conclusione di come ci siano state una serie di forze centrifete e centrifughe, di dinamicità, di componenti così complesse anche all'interno dell'ambiente lagunare, che devono necessariamente essere messe in considerazione, essere tenute in considerazione, soprattutto per cercare di seguire un po' questa idea, questa via su cui ci ha lanciato Eugenio Battisti di togliere quella metafisica delle città a cui siamo ormai in qualche modo guidati e diretti rispetto alla razionalità logica, all'ordinamento e all'armonia, anche per cercare di vedere dei contesti che invece sono fatti di relazioni pratiche, di tentativi di risolvere delle questioni molto concrete, ma che di fatto non hanno annullato la capacità anche in ambienti sicuramente periferici, sicuramente offuscati da quello che era il peso della grande capitale, di avere anche dei caratteri di innovazione e di sperimentazione molto forti che si sono veicolati con grande potenza sia a livello architettonico ma anche socioculturale. E vi ringrazio. Permettetemi di fare una brevissima considerazione perché insomma ci tengo a chiudere. Ecco, io sono molto felice che studiosi di così in un certo senso lontani orizzonti si trovino a confrontarsi su questo terreno comune e questi spunti che Battisti ancora ci offre grazie alla sua, insomma, al suo lascito che custodiamo tutti con grande, appunto, con grande amore e attenzione. E così mi viene da dire che questa storia delle marginalità è davvero poi quello che in qualche modo accomuna forse anche uno sguardo, cioè l'esigenza di tutti noi di porre uno sguardo diverso sulle cose e sui nostri, diciamo, interessi forse un po' talvolta ovvi di ricerca. Quindi io ringrazio moltissimo sia Gaston che Ludovica per averci accompagnato in questo itinerario così da due parti del mondo molto diverse e ci diamo appuntamento al prossimo seminario che vi ricordo si terrà il 27 marzo. Ci spostiamo, non siamo più in rettorato, ma ci spostiamo alle Zattere in aula Tesa 1 e mi raccomando, non mancate. Grazie a tutti.